Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di lunedì 20 aprile. Sono annegati sognando l'Europa, titola il Corriere della Sera in prima pagina, a tutta pagina. Si gettano verso la nave dei soccorsi, sbilanciando il barcone che si rovescia, oltre 700 morti. Basta mercanti di schiavi, dice il premier Renzi. Il Papa e Mattarella fanno appello all'Unione Europea. Berlusconi chiede unità. Il caso Salvini, titola il Corriere in prima pagina. A proposito del commento di Matteo Salvini a quanto accaduto, sono morti sulla coscienza di Renzi e Alfano. Sciacallo, replicano in molti da Partito Democratico, Nuovo Centrodestra e SEL, speculi su una tragedia immane. Dice Salvini, dicono che siamo sciacalli, che siamo razzisti, ma il razzismo è alimentato da chi li fa partire facendoli annegare in mezzo al mare. Il vice segretario del PD Guerini definisce Salvini sciacallo nauseante, il ministro dell'Interno Alfano parla di demagogia e strumentalizzazioni, il leader di Sinistra Ecologia e Libertà Vendola di raccapricciante cinismo. Dalla strage di Lampedusa, dice invece Salvini, non è cambiato nulla, partono, annegano o sbarcano, scappano e si alimenta lo scontro sociale. L'ipocrisia di Renzi, Alfano e Boldrini crea solo morte. Blocco navale internazionale subito davanti alle coste libiche, dice Salvini. Sulla stessa linea, scrive il Corriere, Giorgia Meloni. L'argomento d'apertura è affrontato in prima pagina da Gian Antonio Stella. Salvi, hanno pensato tutti, vedendo apparire nel buio l'immensa sagoma nera del mercantile portoghese King Jacob che si avvicinava, e tutti si sarebbero spostati sulla stessa fiancata del vecchio peschereccio per farsi afferrare dai soccorritori, fino a far rovesciare l'imbarcazione. La morte è arrivata a tradimento, l'ultimo tradimento dopo quelli subiti in viaggi da incubo da parte di trafficanti, truffatori, guerriglieri barbuti con la cartucciera a tracolla. Il pezzo prosegue poi a pagina 2, pagina 3. Il piano italiano, il piano del governo italiano, quale sarebbe l'intervento in Libia con il sì delle Nazioni Unite, un contingente militare autorizzato dall'Unione Europea e dall'ONU per fermare gli scafisti in Libia. È la proposta dell'Italia per i ministri dell'Unione Europea e il Consiglio d'Europa. La responsabile della diplomazia europea, Federica Mogherini, parla di un impegno necessario come quello contro i terroristi. Occorre un nuovo senso di urgenza nell'Unione Europea e, come riporta anche il quotidiano La Stampa, la ministra degli esteri, in sostanza dell'Unione Europea, dice bisogna impedire che i barconi partano. Quindi al di là dei toni, la sostanza qual è? Rispetto al discorso di Salvini, dove cessa l'umanità, è l'articolo di fondo del Corriere della Sera a firma del letterato Claudio Magris. È intollerabile che continui questo crescendo di orrori, invece con ogni probabilità continuerà, se non accadrà qualche inimmaginabile cambiamento nella situazione e nella politica mondiali. Agli immigrati si oppongono le livide, imbecilli, regressive paure di chi teme ogni forestiero, incapace di bestemmiare nel suo dialetto, e sogna un mondo endogamico e gozzuto di consanguinei, scrive Claudio Magris. Tuttavia, scrive sempre Magris, alla doverosa accoglienza umana di tanti fratelli perseguitati e infelici si oppone, e purtroppo si opporrà, una difficoltà o impossibilità oggettiva: il numero di questi fratelli infelici che un giorno potrebbe essere materialmente impossibile accogliere. Un ospedale che ha 100 posti letto può ospitare in emergenza 150 malati, ma non 10.000, scrive Magris nell'editoriale del Corriere della Sera. E chi facesse entrare nelle sue corsie 10.000 persone creerebbe irresponsabilmente la premessa di nuove difficoltà e conflitti. Queste tragedie sono la prova di un'altra triste realtà, l'inesistenza dell'Europa. Il problema dei dannati della terra che arrivano sulle nostre coste è europeo, non italiano. Coinvolge l'Europa, non solo l'Italia. Che l'Unione Europea se ne disinteressi è oscenamente autodistruttivo. È come se il governo italiano si sbarazzasse del problema
dicendo che è affare della regione di Sicilia. Sarebbe opportuno poi che i mercanti di schiavi fossero sottoposti al codice marziale, cioè rischiando la morte come i loro schiavi. Fa impressione leggere di alcuni di questi assassini arrestati e scarcerati e tornati al loro lurido, lucroso traffico. Che fare? Nessuno sembra lo sa, conclude Magris in prima pagina sul Corriere della Sera. Trovano spazio altre 3 notizie sul Corriere. L'addio a Elio Toaf, avrebbe compiuto 100 anni il 30 aprile, è morto dopo un secolo vissuto da protagonista, rabbino capo a Roma per 50 anni, dal 51 al 2001, una delle più alte autorità morali della comunità ebraica e del paese, scrive il Corriere in prima pagina. Nell'86 l'artefice della storica visita di Giovanni Paolo II nella sinagoga di Roma. Poi l'annuncio di Enrico Letta che se ne va a Parigi a insegnare a scienze politiche, dal 1 settembre andrò a insegnare in Francia, mi dimetterò da deputato ma non lascio la politica. E poi una questione che riguarda le colf, cambia il limite massimo dei voucher, i buoni per le prestazioni occasionali, da 5 a 7 mila euro, è una delle novità dei decreti legislativi del Jobs Act, con il rischio di ricorsi da parte di colf e badanti per il TFR. Il governo pensa invece di cancellare l'aumento dei contributi INPS, previsto come clausola di salvaguardia sulle coperture. Per quanto riguarda poi le colf, il Corriere paventa ricorsi perché il voucher per prestazioni temporanee coprirebbe un periodo superiore a quello della contrattualizzazione. In sostanza, facendo passare per temporaneo un lavoro fisso, si scatenerebbe la possibilità di ricorsi per le 13esime e i versamenti previdenziali. Ma vediamo anche la prima pagina della Stampa che abbiamo appena citato prima. Qui i commenti sono 3 sostanzialmente, quello di Guido Ruotolo: cosa vuole l'Italia? Un'operazione ONU sulle coste libiche, un'operazione gestita dalle Nazioni Unite, un'ipotesi di operazione antiscafisti in Libia, escludendo però il blocco navale. L'inviato dell'ONU in Libia, Leon, ottimista su un governo di unità nazionale libico tra le fazioni locali. L'articolo di fondo di Domenico Quirico, l'esodo di un popolo senza patria, quanto è davvero gigantesca la distanza che ci separa da loro, scrive Quirico. Siamo nel Mediterraneo a uno di quei momenti nei quali la definizione umana che abbiamo prestato alle cose scompare, mentre esse ci guardano con tutta l'ostilità e l'orribile estraneità che di solito è velata dalle illusioni. Coloro che si muovono e muoiono in mare a centinaia non sono più rivoli di fuggiaschi e sopravvissuti, sono popoli interi che si sono freneticamente messi in movimento. Tutto crolla. Parti del mondo, in Africa soprattutto, nel Sahel, nel vicino Oriente, si svuotano e restano in ostaggio al silenzio, alle case vuote e distrutte. Tutto crolla. Nessun nome è più adatto. Un mondo minaccioso, senza nome, colmo di indefinita angoscia, è in agguato. La sanguinaria semplificazione dei fanatismi, divinità diventate crudeli e guerriere, rimettono in moto le lunghe colonne dei fuggiaschi. È la grande migrazione del terzo millennio, primitiva, brutale, inarrestabile. Civiltà opulente, ma anche sfiancate, sono prese d'assalto da turbini di uomini che si sono lasciati dietro il passato, l'identità, l'anima. Le migrazioni somigliano spesso a invasioni, se viste con gli occhi di chi le vede avanzare. Cercano una terra nuova, consolazioni a ogni costo. Noi continuiamo a contarli, a preoccuparci del denaro che si prosciuga per i centri di accoglienza, ovviamente provvisori. Speriamo che poi vadano via, litighiamo su chi debba pagare. L'accordo con qualche tribù o tirannello dell'Africa da cui sono partiti perché cerchi di fermarli ci sembra una strategia praticabile. Vediamo la Libia, dietro c'è la disperazione di un continente immenso. Si invoca, per pagare, il fantasma dell'Europa. Odio questo genere di discorsi, mi paiono inutili, scrive Quirico sulla Stampa in prima pagina. Sono i discorsi per chi non c'è stato e crede di aver già fatto qualcosa agitandosi. Sono discorsi per chi non si trova nel pericolo. I luoghi da cui arrivano sono luoghi in cui c'è la guerra. Ma per noi sono guerre strane. La guerra vera è solo quella che si combatte nel proprio paese. Tutto il resto è irreale. Uomini vengono uccisi e muoiono nella fuga, ma la fantasia non sa contare a lungo, solo fino a quello che ti sta vicino. C'è da far posto a un popolo nuovo, milioni di persone. Non hanno bandiera e passaporto, l'hanno distrutto quando sono partiti.
non lasciare tracce, l'accortezza del fuggiasco. D'altra parte non avrebbe senso, la loro identità è nuova, formata nella tragedia del viaggio. I loro averi sono ciò che hanno nelle mani. Se riescono a sopravvivere alla guerra, ai mercanti di carne, al mare, la vita si riaprirà davanti a loro a ventaglio, con un nuovo avvenire, ma anche con un passato che li può schiacciare facilmente. I soccorritori chiedono loro i dati, il tuo nome, da dove vieni, hai famiglia, hai passaporto. Accostamenti biografici che nella loro assoluta insensatezza non avvicinano l'insensatezza di un'esistenza sradicata, come chiedere l'identità anagrafica a un marziano, scrive ancora Quirico. Possono diventare qualsiasi cosa, sono corrotti, sono stati rovinati come le vittime di un'esplosione. Qualcuno se l'è cavata con ferite non gravi, alcuni sono stati mutilati, molti feriti non si riprenderanno più e periranno. Si è detto che cercano la felicità. Purtroppo non è così, si soffre meno quando si crede in qualcosa. Partire è la loro unica ideologia. Travolgeranno tutto, non si fermeranno di fronte a nulla, sgretoleranno ogni muro. Ho visto nell'Africa, a sud del Sahara, villaggi e cittadine popolati ormai solo di vecchi, quelli troppo stanchi per camminare, che non potevano sognare di avere abbastanza tempo per arrivare all'ultima tappa. E gli altri, chiedevo, i giovani, i bambini, le donne, un gesto vago ma perentorio, partiti, sono in viaggio, e la mano ricadeva come per chi è inutile aspettare. Ho attraversato in quella che un tempo fu la Siria e non lo sarà mai più, conclude Domenico Quirico, città distrutte, grandi e piccole, col silenzio imperioso delle rovine. Chi non è stato ucciso dai soldati di regime o dai fanatici del jihad è partito. I campi profughi servono solo per un ultimo grande respiro prima di lanciarsi nel viaggio a ondate. Non torneranno mai più indietro. Come potrebbero spiegare ai loro figli, quelli che si salveranno, che hanno ancora un futuro in quelle rovine dove domineranno con pugno di ferro o regimi fanatici o despoti corrotti? Così Domenico Quirico in prima pagina sulla Stampa. Peraltro un altro dei fatti del giorno, un nuovo video dello Stato islamico nel quale si mostra lo sgozzamento di cristiani eritrei. Se ne occupa sulla Stampa Maurizio Molinari. I jihadisti dello Stato islamico massacrano in Libia almeno 29 etiopi cristiani che tentavano di raggiungere l'Europa, portando la caccia all'infedele lungo le rotte dei trafficanti di uomini. Il video è girato in Libia. La strage di etiopi è documentata in un video di 29 minuti che è un manifesto della guerra ai cristiani. All'inizio c'è un sommario delle relazioni storiche fra cristianesimo e Islam, seguito da scene di distruzione di chiese, tombe, icone, per poi mostrare un miliziano mascherato che, brandendo un revolver, afferma che i cristiani devono convertirsi all'Islam o pagare la tassa di sottomissione prevista dal Corano. Subito dopo appaiono due gruppi di ostaggi, almeno 12, in tuta arancione, nelle mani dei jihadisti nella provincia di Barca, cioè in Cirenaica, Libia, e poi altri 16 nella provincia del Fezzan, regione libica del Sahara. Questi ultimi vengono uccisi con armi da fuoco, mentre il gruppo della Cirenaica viene decapitato con una coreografia simile all'esecuzione di 21 copti egiziani in febbraio. Il video identifica le vittime come seguaci della croce appartenenti alla nemica Chiesa dell'Etiopia. Per il portavoce del governo etiope, Redouane Hussein, si tratta di migranti etiopi che sognavano di raggiungere l'Europa e avevano scelto di andare in Libia perché è diventata un posto di raccolta per i migranti africani che sperano di attraversare il Mediterraneo per arrivare in Europa. Abba Kalezik Mulugheta dell'Ufficio Patriarcato Ortodosso Etiope concorda. Si tratta di migranti giunti in Libia, sono finiti nelle mani di chi li ha uccisi perché cristiani. È la prima volta, scrive Maurizio Molinari, che i jihadisti sfruttano le rotte dei clandestini in Africa per dare la caccia ai cristiani e la possibilità che siano stati i trafficanti di uomini a vendere gli infedeli allo Stato islamico porta il portavoce del governo etiope Hussein a rivolgere un appello ai connazionali. Quanto avvenuto è un campanello d'allarme su cosa può avvenire a chi decide di percorrere strade pericolose per arrivare in Europa. Il governo etiope non esclude l'ipotesi di rappresaglie contro lo Stato islamico, in maniera analoga a quanto fatto contro gli al-Shabaab somali dopo la recente strage all'Università di Garissa in Kenya, 148 vittime. Anche in quell'occasione si è trattato di cristiani, separati dai musulmani,
dal comando terrorista con una selezione religiosa. Ciò porta a disegnare una convergenza fra ISIS e Al-Qaeda, a cui gli Al-Shabaab somali aderiscono, nell'intensificare la persecuzione degli infedeli in Africa. La questione è affrontata anche dal Corriere della Sera con un pezzo di Lorenzo Cremonesi sul nuovo video dell'ISIS dalla Libia che minaccia il mondo cristiano e che mostra con crudezza l'uccisione di una trentina di copti etiopi. Dalle spiagge della Cirenaica simbolicamente viene poi ripreso il sangue dei decapitati che scorre nel Mediterraneo verso le coste italiane. È stato diffuso ieri il video sulle reti legate al califfato ed è firmato Al Furqan, l'emittente ufficiale dell'ISIS. Dura mezz'ora, scrive Cremonesi sul Corriere della Sera, ma solo negli ultimi 6 minuti sono riprese le esecuzioni delle vittime. Una dozzina sono decapitate nella zona di Barca, sul mare. Le altre vengono uccise a colpi di mitra nella nuca, nel deserto del Fezzan. Per oltre 2/3 il filmato, però, vuole essere una sorta di manifesto politico ideologico, quasi teologico nelle sue parti iniziali, mirato agli adepti impegnati nella guerra santa contro i politeisti infedeli. È soprattutto rivolto ai cristiani, affinché si convertano e paghino la zakah, l'imposta coranica per la comunità musulmana, oppure restino nella loro fede, ma versino la jizya, la tassa che tradizionalmente i popoli del libro, ebrei e cristiani, dovevano versare, Corano alla mano, per essere protetti sotto i regni islamici. Almeno 5 minuti consistono in riprese di supposti cristiani in Iraq e Siria che spiegano quanto sia giusto pagare la tassa prevista dal Corano. Il video è dunque molto più complesso di quello diffuso a febbraio, dove i fanatici jihadisti tagliavano la testa a 21 copti egiziani lungo la costa a est di Tripoli, e che venne interpretato come la prova della presenza ormai radicata dello Stato islamico, l'ISIS, il quale approfitta del caos interno alla Libia 4 anni dopo l'eclisse del regime di Gheddafi per allargare la propria influenza. Fu allora che l'Egitto, ricorda Cremonesi, decise di sostenere militarmente il governo di Tobruk e le milizie del generale Khalifa Haftar contro i jihadisti e l'amministrazione dei Fratelli Musulmani insediata a Tripoli. Come ormai molti dei video diffusi dallo Stato islamico, anche questo è stato costruito con perizia tecnica. Apre con una breve storia dei rapporti Islam-cristianesimo. Le fonti sono totalmente distorte, le autorità a cui ricorrono sono spesso giovani imam fanatici che militano tra le loro file. Utilizzando come sottofondo vecchi film delle crociate e degli antichi eserciti islamici, il video si dilunga sulle divisioni all'interno del cristianesimo, lo scontro tra Roma e il mondo ortodosso, lo scisma protestante. Scorrono immagini contemporanee di musulmani in preghiera nelle moschee di Gerusalemme. Quando la narrazione si sofferma sul tradimento del monoteismo da parte dei cattolici, appare la fotografia di Papa Benedetto XVI. Continui sono gli appelli a condurre la guerra ad oltranza contro i miscredenti. Chi crede davvero in Allah ha il dovere di umiliare e rendere schiavi i cristiani, si sostiene nel video, che poi è l'esatta dizione di un versetto del Corano. Intanto appaiono le ormai note fotografie dei jihadisti che distruggono croci e statue nelle chiese occupate dal califfato in Iraq e Siria. Lasciamo anche la Stampa, però, dopo aver letto peraltro l'articolo di Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera, andiamo a Repubblica. In primo piano anche i numeri su Repubblica: 35.000 arrivi da inizio 2015, tra richiedenti asilo, profughi e semplici migranti sono arrivati via mare in Europa in più di 35.000. 1.600 dall'inizio del 2015, con la strage di ieri, i morti nella traversata del canale di Sicilia. 3.500 le vittime nel 2014 durante l'operazione Mare Nostrum, 219.000 in totale sbarcati l'anno scorso. È la stima dei profughi arrivati sulle coste italiane dopo aver attraversato il mare durante il 2014, 219.000. Un tratto di mare senza controlli, scrive Fabio Tonacci su Repubblica, i ritardi negli interventi, il disastro annunciato di Triton. È un'attività di polizia, serve a proteggere i confini europei da narcotrafficanti e terroristi e non a gestire l'emergenza immigrazione. Questa è l'operazione Triton. Mare Nostro e Triton a confronto su Repubblica. I punti critici dell'operazione Triton: la deterrenza, cioè avere retrocesso a 30 miglia la fascia di pattugliamento, il che non ha disincentivato le partenze dei barconi.
Poi il numero e la qualità dei mezzi impiegati inferiori a Mare Nostrum, insufficiente a coprire l'area di intervento. Le motovedette sono attrezzate per il soccorso e non per il trasferimento dei migranti in inverno col Mare Grosso. Triton dal 1 gennaio 2015 ha per scopo il pattugliamento delle frontiere dei paesi dell'Unione Europea mediterranei. Vi partecipano 29 tra paesi europei e paesi extraeuropei. Il comando è italiano, budget mensile 2,9 milioni di euro. Mare Nostrum aveva per scopo salvare la vita ai migranti in mare e assicurare alla giustizia gli scafisti, budget mensile 9,3 milioni di euro, scrive Repubblica. E poi intervista il presidente del Parlamento europeo, il socialdemocratico tedesco Martin Schulz. Abbiamo fatto poco per evitare le tragedie, adesso l'Europa cambi strategia. Con l'operazione Triton, dice il presidente dell'Europarlamento, non è diminuito il numero dei migranti né dei morti. L'Unione ora dia mezzi e soldi perché la missione funzioni. Non si può continuare a esprimere cordoglio e poi il giorno dopo la strage far finta di nulla. I trattati parlano chiaro, ci vuole una politica comune sugli immigrati, dice il presidente dell'Europarlamento Schulz, mentre l'ultima opzione di Palazzo Chigi di Renzi, distruggere i barconi in porto, ma serve un mandato internazionale. Il presidente del Consiglio intende dichiarare guerra agli scafisti. Si potrebbe trattare di un'azione militare e il modello da seguire, quello utilizzato anni fa in Albania, distruggere i barconi in porto, anche se in quel caso ci fu il pieno appoggio del governo albanese. Lo scoglio delle Nazioni Unite non è semplice da superare e l'Unione Europea deve parlare una sola lingua. Vediamo anche Il Giornale in apertura. 700 morti di buonismo. È la più grande tragedia dell'immigrazione. Renzi convoca l'Unione Europea, ma finora è stato fermo, dando retta ad Alfano e compagnia. La politica dell'accoglienza è diventata politica del lutto. Le navi vanno affondate nei porti africani. Commenta del direttore Alessandro Sallusti. Quella adottata dal governo italiano in accordo con le istituzioni europee è una politica di morte, a un passo dalla complicità coi trafficanti di uomini. Una mafia che secondo stime fattura oltre 30 miliardi all'anno che vanno a finanziare terroristi, traffici d'armi e di droga. Matteo Renzi, sottomesso ad Alfano, da tempo avrebbe dovuto pretendere dal capo dello Stato il via libera alle nostre forze armate per bloccare il problema alla radice, cioè fare affondare i barconi che nei porti libici attendono il carico umano. Non è operazione difficile, non mancano mezzi né tecnologia e invece niente. Renzi va ancora appresso alle strategie fallimentari del ministro Alfano e appare succube delle organizzazioni pseudo-umanitarie, in Sicilia molte sono emanazione di partiti di governo, che sull'accoglienza lucrano milioni. Renzi è culturalmente succube del presidente della Camera Boldrini, che teorizza accoglienza senza limiti, salvo che a casa sua, e che nega le stragi di cristiani da parte di islamici per motivi religiosi. Scrive Alessandro Sallusti nel commento di prima pagina. Pagina 4 ci sono 2 articoli di Riccardo Pellicetti ed Elisa Serafini su possibili soluzioni. È l'ora delle risposte forti, scrive il giornale. Affondare i barconi prima che partano, colpire i network criminali alla radice, l'unico modo per stroncare il traffico di uomini, scrive Pellicetti, lo sostiene anche un uomo di sinistra come Rutelli. Distruggerli nei porti oppure intercettarli quando sono vuoti. Elisa Serafini si rifà invece all'Australia. Militarizzare i mari è ciò che insegna l'Australia, espellere tutte le imbarcazioni irregolari. L'Australia, grazie al blocco navale propagandato da un video multilingue, ha ridotto del 90% gli sbarchi, con nessuna eccezione. Un provvedimento applicato a tutti, anche ai minori, anche soli, e alle famiglie. Intanto Tripoli si finanzia con gli sbarchi. L'ipocrita Europa, scrive Gianmichele Sin sempre su Il Giornale, non vuol vedere che il governo islamista ha le mani sporche del sangue dei disperati. Quest'anno Vichy anticipa l'estate. Ad aprile sui solari Vichy subito per te uno sconto pari all'indice di protezione. Protezione solare 30? 30% di sconto. Protezione solare 50? 50% di sconto. Più ti proteggi, più risparmi. Farmacie aderenti su vichy.it. Sconto immediato alla cassa sul prezzo applicato dal rivenditore. Calzature IG & Co. Leggerissime, flessibili, traspiranti.
IG&Co, belle e italiane. Calzature IG&Co, sportive dentro. Specchio delle mie brame, chi è il dente più bello del reame? Caro dentone, non sei tu. Mangiando sempre fuori casa, bello non sei più. Quando mangi fuori casa, Deigan Protex è il chewing gum senza zucchero che aiuta a neutralizzare gli acidi della placca, uno dei fattori di rischio della carie. Specchio delle mie brame, ora chi è il dente più bello del reame? Da quando Deigan Protex hai incontrato, il tuo sorriso più bello e protetto è diventato. Fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deigan Protex. Da MediaWorld fino al 26 aprile un prodotto al giorno ti dà il 100% del suo valore in buon acquisto. Un esempio, solo per oggi cuffie Beats a €299,99 con buono dello stesso valore. MediaWorld. Voglio il mondo. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. È la più grande ipocrisia, scrive Gian Michalessin su Il Giornale a pagina 7, e dura da agosto, da quando cioè le milizie islamiche di Fajr Libia, Alba Libica, hanno messo a ferro e fuoco Tripoli, costringendo all'esilio a Tobruk il legittimo governo e il Parlamento eletto 2 mesi prima. Da allora ci sforziamo di negare la realtà, vale a dire che fingiamo di ignorare che gli islamisti al potere a Tripoli, Alba Libica, sono complici e protagonisti della tratta di umani e utilizzano il flusso di denaro generato dai traffici per finanziare la guerra al governo di Tobruk. Il legame tra gli islamisti di Tripoli e i trafficanti di uomini è innanzitutto ideologico. Fajr Libia, Alba Libica, è monopolizzata dai fratelli musulmani e da ex esponenti del gruppo combattente libico, formazione al-qaedista attiva in Libia negli anni 90. Tripoli mantiene intense relazioni con le milizie jihadiste che gestiscono i traffici di persone ai confini meridionali con Sudan, Ciad e Niger. Da agosto le milizie jihadiste del sud possono trasferire decine di migliaia di umani verso le coste settentrionali. Questi trasferimenti generano un impressionante giro di valuta pregiata. Mentre i trafficanti del sud incassano $800 per ogni disgraziato spedito sulle coste settentrionali, quelli del Mediterraneo ne incassano 1.500 per ogni migrante salito sui barconi. Il carico naufragato ieri garantiva un fatturato da $900.000 al netto delle vite perdute. A differenza di quanto avveniva fino ad agosto, questo denaro viene oggi suddiviso tra le organizzazioni criminali e i vertici di Alba Libica, che è al potere a Tripoli e che garantisce protezione ai trafficanti. L'evoluzione è particolarmente evidente sia a Zuara, la città alleata di Alba Libica, a 60 km dalla frontiera tunisina dove si registra il maggior numero di partenze, sia a Zawiya e Karabulli, le spiagge utilizzate dai trafficanti attivi a ovest e a est di Tripoli. In queste località le motovedette libiche non si limitano a ignorare gli scafisti, ma garantiscono assistenza e appoggi ai trafficanti di uomini. Una realtà emersa con evidenza una settimana fa, quando una motovedetta di Tripoli ha sparato contro un'unità della Guardia Costiera italiana, costringendola a rimettere in mare un barcone sottratto agli scafisti. Ma anche le vicende di Misurata, dove i rimorchiatori non vengono impiegati per bloccare gli scafisti, ma per tentare il sequestro dei pescherecci italiani in acque internazionali, sono un sintomo dell'evidente degrado della situazione. Lungo i 400 chilometri di coste dalla frontiera tunisina fino a Misurata opera una nuova tortuga, scrive ancora Michalessin su Il Giornale, che ha trasformato il traffico di uomini in affare di Stato. Stroncare questa vergogna, impiegando un blocco navale simile a quello realizzato dalla NATO nel 2011 in funzione anti-Gheddafi, significa entrare in collisione con una coalizione che, oltre a contare sugli appoggi di Turchia e Qatar, è anche assai vicina ad Ansar al-Sharia, un'organizzazione terroristica già vicina allo Stato islamico. Ma queste ambigue collusioni, conclude Michalessin, sono anche all'origine della grande ipocrisia occidentale, paralizzati dal timore di favorire una saldatura tra gli islamisti di Tripoli e uno Stato islamico già presente a Sirte e a Derna. Preferiamo illuderci che la vita dei migranti dipenda dall'organizzazione dei soccorsi e dalla disponibilità all'accoglienza
anziché da un rigido blocco navale affiancato da capillari operazioni armate contro le organizzazioni coinvolte nel traffico, scrive Gian Michalessin su Il Giornale. Dal Giornale andiamo alla prima pagina del Quotidiano Nazionale, Il Giorno, La Nazione e il Resto del Carlino. Qui è l'ex generale Mario Arpino, autore del commento di prima pagina. Il titolo d'apertura è Ecatombe, l'ignavia dell'Unione Europea. Colpire all'origine invece è il titolo del commento di Mario Arpino. Con il ritorno della primavera, i trafficanti di uomini, la progenie di quei commercianti musulmani che un tempo razziavano i villaggi delle coste occidentali africane per rifornire i cristianissimi galeoni olandesi e portoghesi di carne fresca selezionata da vendere oltre Atlantico, cioè la tratta degli schiavi in sostanza, della quale erano ras i commercianti musulmani. Con la bella stagione, dunque, i trafficanti di uomini, scrive Arpino, incrementano a dismisura il loro giro d'affari e riempiono il Mediterraneo di morti senza nome. Il materiale umano dall'Africa nera non verrà mai meno. Ciò che forse comincia a scarseggiare sono i barconi, giudicando da come li riempiono e dalla impunita prepotenza armata con cui cercano di sottrarli al sequestro, perché con l'Italia si può fare. Stesso barcone, altro giro, altro premio. Basterà la solita telefonata alle capitanerie e troveranno le navi, ma quelle di Frontex laggiù hanno il divieto di andarci, pronte a imbarcare e a portare in salvo la derelitta merce umana. A volte va male, ma non importa. Ciascuno dei morti annegati avrà già anticipato, coi risparmi di una vita, il prezzo del proprio martirio. A proposito di barconi, scrive Mario Arpino, l'Italia ha un'esperienza affinata da anni di esercizio. C'è stato anche un tempo in cui i governi della deprecata Prima Repubblica tentavano di forzare il corso degli eventi. Dopo le migrazioni dei curdi e quelle degli ebrei russi risolte in pochi anni, c'è stata la crisi albanese. Il massiccio fenomeno dell'attraversamento del canale d'Otranto da parte dei clandestini, e non sempre a fuggire erano i migliori, ce ne siamo accorti presto, stava diventando preoccupante. Tutte le istituzioni fecero il possibile. Dopo aver riempito scuole, caserme, campi sportivi e tendopoli, qualcuno ebbe un'idea brillante e il fenomeno si arrestò. Cos'era successo? 3 cose. Con l'operazione Alba, etichettata Unione Europea, ma forze, guida e responsabilità erano italiane, si cercò di ristabilire l'ordine sulle coste albanesi, ma prima ancora i nostri incursori inutilizzarono con cariche esplosive tutti i barconi in partenza, i cui luoghi di raduno erano ben noti alla nostra intelligence. Terzo, con un blitz notturno coordinato tra Ministero degli Interni, della Difesa e Alitalia, allora compagnia di bandiera, i clandestini sospetti già presenti sul nostro territorio, col pretesto di un cambio di destinazione, furono accompagnati su vari aeroporti e imbarcati su aerei militari e civili. Sorpresa, la mattina dopo, increduli, erano già tutti a Tirana. Altri tempi, conclude Arpino, altra gente, altri capi, altri presidenti di Camera e Senato. Oggi, anche su piccola scala, ciò non sarebbe ripetibile. Una cosa è l'Albania, altra cosa è la Libia. Ma qualche idea, oltre a quella di piangere i morti e lamentarsi con l'Unione Europea, forse potrebbe anche venirci. L'espressione del Presidente del Consiglio dopo la riunione straordinaria di ieri è stata comunque forte. L'Italia, ha detto Renzi, è pronta a fare tutto il necessario per bloccare all'origine il traffico dei mercanti di uomini. Come? Ora non lo sappiamo. Oppure è un segreto, conclude l'ex generale Mario Arpino nell'editoriale di prima pagina del Quotidiano Nazionale. Sempre poi dal Quotidiano Nazionale, intercettazioni shock di uno scafista in carcere, guadagno 800.000 euro a viaggio. Si vantavano di trafficare in uomini e donne. Le cimici poste nelle celle del carcere di Marassi, a Genova, hanno svelato chi sono gli scafisti. Gente senza scrupoli, conta solo il fruscio delle banconote. I passeggeri sono degli scemi e spendono una fortuna. Anche 35.000 lire egiziane, 3.500 euro, e poi più della metà viene rispedita indietro. Sai quanto ha guadagnato il proprietario della barca? 8 milioni di lire egiziane, 800.000 euro. Le cimici erano nascoste dagli agenti della squadra mobile ligure nelle celle dove si trovavano gli scafisti arrestati lo scorso luglio a Genova dopo essersi mescolati coi profughi naufragati in Sicilia.
Le intercettazioni dimostrano che il giro d'affari dietro il traffico di esseri umani è enorme. Quando torno, dice Hassan, uno degli scafisti, dobbiamo comprare una nuova barca, speriamo di riempirla. A quel punto un altro dei leader lo tranquillizza. Stai tranquillo, giù di lavoro, gente da trasportare, se ne trova sempre. Nessuno è mai arrivato fino a qui, intende Genova, dice uno degli scafisti. In patria diventeremo dei miti, nessuno dei migranti è stato mandato indietro. Dopo questo viaggio lavorerete proprio tanto, dice un altro. In cella raccontano anche come avvengono i viaggi. Partiamo solitamente o alle 2 o a mezzanotte, prendiamo un piccolo gommone, ci carichiamo sopra 10 persone per volta per metterli poi nella barca più grande. I controlli vengono fatti con i cammelli, ma si possono corrompere tranquillamente i controllori. I clienti migliori, i siriani, pagano fino a $5.000 e sono certi di non essere rispediti indietro. Quotidiano Nazionale poi intervista a pagina 9 il sindaco PD di Vigo d'Arzere a Padova. Il sindaco PD che si ribella, no ai profughi o vince la Lega. Gli elettori protestano sotto casa, dice il sindaco di Vigo d'Arzere. Metti un sindaco del PD in un comune di 13.000 abitanti, provincia di Padova, alle prese con l'arrivo di 100 profughi e scoppia un caso. È successo a Vigo d'Arzere, dove il primo cittadino, Francesco Vezzaro, nonostante le critiche del Partito Democratico, si è ribellato e con lui i sindaci veneti del PD, Variati di Vicenza, Massaro di Belluno, Manildo di Treviso, che hanno deciso di disertare il vertice sull'immigrazione di oggi col prefetto. Volevano che accogliessi nella caserma del mio comune 100 profughi, dice il sindaco PD di Vigo d'Arzere, Padova. E invece io mi sono opposto e ho dato le dimissioni. Poi ho fatto dietro front, me lo ha imposto il partito. Ai vertici nazionali il sindaco sceriffo dà fastidio, chiede l'intervistatrice Rosalba Carbutti. Su questi temi ai big non conviene esporsi, risponde il sindaco di Vigo d'Arzere, Francesco Vezzaro. Ma io ho agito da primo cittadino e non da militante di partito. Hanno accusato il sindaco PD del paese del Padovano di essere come i leghisti. Zaia lo ha definito coraggioso. Ebbene, molti del Carroccio, dice il sindaco, mi hanno chiamato per dirmi sei uno dei nostri. Ovviamente non è così. Non sono contro l'accoglienza, ma non è che il viceprefetto può venire a Vigo d'Arzere e annunciare l'arrivo di un centinaio di profughi così all'improvviso. Siamo in Veneto, Qui i cittadini vengono a bussarmi alla porta dicendo di ospitare i migranti in casa mia. Addirittura 2 mesi fa la destra radicale e la Lega hanno organizzato una fiaccolata per soli 2 profughi. Hanno manifestato perché 2 migranti sono rimasti in paese per 4 ore. Qui hanno paura dello straniero, del diverso. Abbiamo idee diverse fra PD e Lega, ma tra sindaci spesso la vicinanza travalica i colori politici e gli ideali. Quanto alla Lega, cavalca il tema flussi selvaggi. È ovvio, ma se noi del PD non alziamo la testa, va a finire che alle prossime amministrative sarà una debacle. Gli elettori fanno presto a dire la Lega è l'unico partito che non fa entrare gli immigrati. Devono arrivare 700 profughi e in Veneto ci sono 579 comuni. Se si distribuiscono in base al numero di abitanti e si organizza un programma d'accoglienza, quasi nessuno se ne accorge. Il problema è di gestione amministrativa, l'ideologia non c'entra. Continuerò la mia crociata, dice il sindaco PD di Vigo d'Arzere, Padova. In Veneto hanno sempre scaricato sui sindaci di centrosinistra il problema immigrazione, perché stanno zitti. Nei comuni leghisti, invece, dove i sindaci sbraitano e si incatenano ai cancelli, non arriva nessuno. Il problema dopo la tragedia nel canale di Sicilia è che Triton è inadeguato, conclude il sindaco di Vigo d'Arzere. L'esodo dei profughi va affrontato con una politica di redistribuzione a livello europeo dei migranti. Trovo desolante che i leghisti parlino di persone che vengono nel nostro paese in villeggiatura. In realtà pagano 3.000 euro per un viaggio in cui rischiano la vita e non possono fare altrimenti, dice il sindaco PD di Vigo d'Arzere, che diserterà con gli altri sindaci del PD di Vicenza, di Belluno e di Treviso il vertice sull'immigrazione di oggi con il prefetto. Mar Morto, Alfano ministro dannoso è il titolo d'apertura invece del Fatto Quotidiano del lunedì. Racconta un sopravvissuto. Eravamo 950 sul barcone che si è ribaltato. Si temono 900 morti. C'erano anche 50 bambini, molti miei compagni chiusi nella stiva là sotto.
Il Viminale, scrive il Fatto Quotidiano, ha cancellato il piano Mare Nostrum. In soli 4 mesi già 1600 vittime. E in Sicilia finiti i posti anche nei cimiteri. Tumulazione dopo un anno. È successo alle 17 vittime del maggio 2014. Hanno potuto trovare pace e una lapide soltanto il 10 marzo scorso, scrive il Fatto Quotidiano in primo piano, pagina 3. Mentre il quotidiano genovese Il Secolo XIX, a pagina 3, pubblica l'intervista di Corrado Giustiniani a Don Musie Zerai, che è un prete eritreo, candidato al premio Nobel per la pace, presidente dell'agenzia umanitaria Habescia, che col suo cellulare, scrive Il Secolo XIX di Genova, è in contatto continuo con i richiedenti asilo sull'altra sponda del Mediterraneo e con quelli in viaggio sui barconi. I flussi di queste settimane, dice il prete eritreo, sono poca cosa rispetto a quelli che ci aspettano con l'arrivo dell'estate. L'Italia e l'Europa non hanno una strategia, anzi fanno accordi con i dittatori. Il prete si riferisce al processo di Khartoum, cioè l'intesa stretta a ottobre dell'anno scorso nella capitale del Sudan, Khartoum, fra 28 paesi dell'Unione Europea, su iniziativa dell'Italia, che aveva la presidenza di turno, e alcuni paesi africani, fra i quali i regimi dell'Eritrea di Isaias Afewerki, del Sudan di al-Bashir e dell'Egitto del generale al-Sisi. Il giorno stesso in cui venivano firmate le intese, racconta Don Musie Zerai, il dittatore eritreo faceva fucilare 16 ragazzi che cercavano di passare il confine verso il Sudan. All'Eritrea l'Unione Europea ha promesso progetti per 300 milioni di euro, purché fermi la fuga di migliaia di migranti dal paese in cerca di libertà e democrazia. Quel giorno il vice ministro degli esteri italiano, Lapo Pistelli, dichiarò che era stato fatto un salto di qualità. Tutto lascia credere che questo flusso di denaro dall'Europa finisca per legittimare e rafforzare quelle dittature, dice il prete candidato al Nobel per la pace. Qual è la strategia giusta? È indispensabile riattivare l'operazione Mare Nostrum, coinvolgendo l'Europa. Se non lo faremo, piangeremo altre migliaia di vittime. Altro che allargare il pattugliamento del Mediterraneo alle marine militari di Tunisia e Egitto, come ha proposto l'Italia. Un servizio del Guardian ha dimostrato che queste navi non si limiteranno a soccorrere i profughi, li ricacceranno in Africa. Saranno di fatto dei respingimenti, in contrasto con la Convenzione di Ginevra sui richiedenti asilo. Per il futuro, l'agenzia Habescia di Don Musie Zerai, il prete eritreo intervistato dal Secolo XIX, ribadisce 3 proposte: istituire corridoi umanitari, aprendo ai profughi le ambasciate europee nei paesi di transito per esaminare sul posto le domande di asilo. Secondo, assicurare in questi paesi condizioni di sicurezza e di vita più dignitose per i profughi. Terzo, stabilire un sistema unico in Europa di asilo e accoglienza, ripartendo in modo equo i rifugiati e annullando il regolamento di Dublino che vieta la libertà di circolazione. Bisogna poi tener presente, conclude Don Musie Zerai, che non tutti i fuggitivi vogliono approdare in Europa. Molti aspettano tempi migliori per ritornare nel loro paese. La dissoluzione della Libia, con bande di trafficanti che si contendono gli immigrati, resta il più grave problema, con i soldati che partecipano alla mangiatoia, chiedono $1.800 per ogni persona che viene imbarcata. Per le partenze era meglio con Gheddafi, confida Don Musie Zerai. Almeno i profughi potevano decidere quando salpare. Ora sono rinchiusi in capannoni e spinti fuori a gruppi. Non possono mai uscire. La settimana scorsa è scoppiata una bombola di gas nei capannoni e i migranti sono arrivati in Italia con le ustioni sul corpo. Habescia fa quel che può con il blog, la newsletter, gli SOS che raccoglie e rilancia. Non ci arrenderemo, giura Don Musie Zerai. Prete eritreo, candidato al Nobel per la pace, presidente dell'agenzia umanitaria Habescia, in contatto con i richiedenti asilo e con quelli in viaggio sui barconi, scrive il Secolo XIX di Genova. E adesso apriamo il capitolo dedicato alle questioni di carattere economico e finanziario. Italia Oggi, Il Sole 24 Ore del lunedì, il Corriere Economia e Repubblica, Affari e Finanza. Italia Oggi con il suo direttore Marino Longoni
Si occupa del sistema fiscale italiano, un sistema da paura, abuso di diritto, voluntary disclosure, depenalizzazione, sempre più spesso la ricerca di gettito, esasperata e perseguita sfruttando le incertezze dei contribuenti. Un fisco da paura, scrive Longoni, sempre più spesso la lotta all'evasione oppure la spremitura dei contribuenti è perseguita a danno della certezza del diritto. Sta prendendo sempre più piede una politica tributaria che usa in modo strumentale l'incertezza e l'ambiguità normativa. La ricerca spasmodica di nuova materia imponibile passa per l'esasperata discrezionalità dell'azione di accertamento. Le ragioni che spingono il legislatore verso questo approccio sono evidenti. Se i contribuenti e i loro consulenti avessero un terreno solido sul quale combattere, la battaglia per il fisco sarebbe persa in partenza. Lì si lascia perciò esposti all'arbitrio di un legislatore capriccioso, ambiguo, mutevole, in ritardo, di un'amministrazione imprevedibile e dotata di banche dati in grado di accedere a ogni dettaglio dell'attività economica del contribuente, in balia di un sistema di riscossione dotato di poteri sempre più penetranti. Così c'è la speranza che le truppe dell'evasione non si riescano a organizzare, che la paura di danni imprevedibili costringa alla resa. La vicenda dell'abuso di diritto, che si trascina ormai da anni e che nonostante tante dichiarazioni di buone intenzioni non trova soluzione, è un caso clamoroso. Ma anche la voluntary disclosure è emblematica di come i contribuenti vengono sempre più spesso trattati. Ci sono voluti 12 mesi per approvare una norma che desse qualche certezza a chi fosse intenzionato a regolarizzare i capitali. Ora mancano 5 mesi al termine ultimo per la presentazione della domanda di emersione e nonostante fosse stata ufficialmente annunciata 4 mesi fa, manca la norma sull'eliminazione del raddoppio penale. Avrebbe dovuto essere inserita nello schema di decreto legislativo sulla certezza del diritto, Consiglio dei Ministri dicembre 2014, ma tutto è stato bloccato, forse anche dal timore dell'Agenzia delle Entrate di perdere gettito. Intanto tutte le operazioni di voluntary disclosure, cioè di emersione dei capitali all'estero, di una certa complessità, rimangono dentro il cassetto dei consulenti, in attesa che il Parlamento si decida. Victor Ukmar, il decano dei tributaristi italiani, ha evidenziato 16 criticità di questa disciplina. La gran parte di esse fa riferimento alla mancanza di certezze per il contribuente. La maggior parte degli avvocati interpellati da Italia Oggi 7 solleva lo stesso genere di problemi. Altro esempio, conclude Marino Longoni, quello relativo alla depenalizzazione dei reati minori, che in materia fiscale genera effetti non prevedibili. Forse bisogna cambiare prospettiva, nota il direttore di Italia Oggi 7. L'indeterminatezza, l'ambiguità della legislazione tributaria non è un accidente dovuto alla fretta o all'incompetenza del legislatore o a difficoltà tecnico-politiche, è semplicemente voluta. La certezza del diritto è un bene per il contribuente che, solo partendo da dati sicuri, può organizzare al meglio le proprie strategie. Per l'amministrazione finanziaria, impegnata in una lotta sempre più aspra per garantire livelli di gettito sempre più elevati, è invece meglio l'incertezza. È una condizione che le garantisce maggiori probabilità di successo. Pazienza se questo va a deprimere l'appetibilità del sistema Italia o il tasso di imprenditorialità dei cittadini. La politica fiscale ha come scopo solo quello di portare a casa il bottino. Così Italia Oggi 7, mentre il Sole 24 Ore del lunedì apre con la governance poll, cioè un sondaggio sul gradimento dei sindaci. Gradimento in ripresa è la sorpresa. Nardella, sindaco di Firenze, è al top della classifica, poi De Caro, sindaco di Bari, e Gori, sindaco di Bergamo. Tutti e tre i sindaci nella top 3 sono del Partito Democratico, anche il quarto, Reggio Calabria, il quarto sindaco più gradito, Giuseppe Falcomatà. Dopo viene il sindaco di Trento, Alessandro Andreatta, anche lui del PD, quello di Verbania, Silvia Marchionini, quelli di Lecce, Torino, Monza, Biella, Imperia, Modena, Padova, Potenza e Sassari a pari merito al 7° posto. Ma i big sono in difficoltà, perché De Magistris è al 58° posto, sindaco di Napoli, Pisapia Milano al 67°, Ignazio Marino Roma all'82°. Intanto ogni giorno in Italia nascono 21 pagine di nuove leggi. Ogni giorno vengono scritte 21 pagine di nuovi provvedimenti normativi.
Un'opera redatta a più mani, approvata con tempi differenti sul territorio, di cui cittadini e contribuenti diventano lettori e protagonisti. A rappresentare la prolifica produzione normativa di governi e assemblee nazionali e regionali è l'ultimo rapporto sull'attività legislativa pubblicato a marzo dalla Camera dei Deputati sul peso normativo di Stato e Regioni. Ogni giorno in Italia 21 pagine di nuove leggi. Il Corriere Economia si occupa invece in primo piano delle fusioni fra banche popolari, Banco e BPM. Ecco come sarà la super popolare del Nord fra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano, la fusione con attivi per 170 miliardi di euro, più di 2.500 sportelli e 10 miliardi di capitalizzazione. Dalla fusione fra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano nascerebbe la terza banca italiana, una presenza chiave nelle regioni più ricche, scrive Stefano Righi. Repubblica Affari e Finanza invece mette in prima pagina una questione della quale si è molto occupata la pubblicistica economico-finanziaria di queste ultime settimane, cioè l'ultima invenzione sull'IMU, l'IMU per gli imbullonati, cioè i macchinari specialmente delle aziende, ma non solo. Perché, scrive Stefano Carli in prima pagina su Repubblica Affari e Finanza, per esempio, avete in casa una libreria a parete che volete rendere più sicura e la fissate al muro? O vi preoccupa la stabilità di un armadio e lo ancorate al pavimento? Ebbene, potreste doverci pagare sopra l'IMU, perché così fanno parte della struttura dell'immobile. O, come dice l'Agenzia delle Entrate, nel suo italiano approssimativo, hanno acquisito requisiti di immobiliarità. Ma non è certo, perché la cosa varia da comune a comune, tra chi la applica e chi no, e comunque si usano differenti parametri per le valutazioni. È l'ultima follia del fisco italiano, che certamente non andrà a controllare le librerie, almeno per il momento, in casa dei cittadini, ma i macchinari nelle imprese, quello sì. Il fatto che per ora si applichi solo alle imprese e ai macchinari non deve consolare, scrive Stefano Carli su Repubblica Affari e Finanza. Primo, perché se il principio si consolida, basta una circolare per farlo arrivare davvero anche alle case private. Secondo, perché per le imprese colpite questo è già un mezzo salasso e inizia a bloccare gli investimenti. Mette a rischio ampliamenti e innovazioni e spesso si rimangia quanto il governo sta concedendo in termini di sgravi e incentivi. Insomma, il governo con una mano dà, con la mano dell'Agenzia delle Entrate toglie. Il fisco imbullona la crescita. È caos per l'IMU sui macchinari, cioè se un imprenditore nel capannone c'ha un macchinario imbullonato al suolo, deve pagare l'IMU anche su quello, oltre che sull'immobile. Il problema è dare un valore catastale a forni, presse, torni e perfino stazioni di ski lift. L'Agenzia delle Entrate tace, ma gli accertamenti vanno avanti, stangate milionarie per le imprese, stangate che frenano gli investimenti e fanno venir meno le altre forme di agevolazione, come la decontribuzione, il bonus di decontribuzione per le aziende. In questo strabismo di comportamento, in questo caos di incertezze, rischia di affondare uno dei cardini della politica industriale del governo Renzi: far ripartire l'economia, rottamare i bizantinismi burocratici, rendere efficiente la spesa pubblica, puntare sulla manifattura, incentivare le imprese a investire e gli investitori a venire in Italia. Partiamo da qui, dagli investimenti esteri, scrive Repubblica, che poi si sofferma su questa questione dell'IMU per gli imbullonati, un'altra delle follie del fisco italiano. Marta, sei ancora in bagno? Lo dico alla mamma. Un attimo e esco. È da 3 ore che ti spazzolo i capelli. Cosa sei, un peluche? Quasi finito. Guarda che il bagno non è il tuo salone di bellezza. E com'è che quando ci entri tu diventa il tuo parco acquatico? In un bagno Ikea fai spazio al tuo stile. Fino al 2 giugno 2015, se sei socio Ikea Family o Ikea Business, spendendo almeno 250 euro in mobili per il bagno, riceverai un buon acquisto pari al 20% dell'importo speso. Info e dettagli su Ikea.it. Il
piacere di guida ha scoperto il suo lato X. Nuova Fiat 500X, più grande, più potente e sempre pronta all'azione. Comfort ai vertici della categoria, esclusivo design degli interni, cambio automatico a 9 marce, innovativa trazione 4x4 e blind spot assist, il sistema di controllo dell'angolo cieco. Vieni a provare il crossover Fiat disegnato, progettato e costruito in Italia. Solo ad aprile su Fiat 500X hai 2.000 euro di incentivi. Ti aspettiamo anche sabato e domenica. Info su fiat.it. Le tue notti sono troppo corte e le tue giornate troppo lunghe? Gli effetti sul tuo viso ora hanno i giorni contati. Vichy ti invita in farmacia a provare le creme viso Idealia per una pelle più luminosa e riposata. Oggi per te con uno sconto immediato di 10 euro. Farmacie aderenti su Vichy.it. Buono sconto applicato sul prezzo praticato dal rivenditore. Valido fino al 30 aprile 2015. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Edilbona, lattoneria per edilizia, impermeabilizzazioni, rifacimento tetti con tegole e pannelli coibentati di qualsiasi forma. Edilbona, lavori con piattaforma aerea fino a 20 metri. Edilbona, ad Arcisate Varese in via Bevera. Informazioni al 348 22 94 662. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Ladri e rapine? Chiama Sicurbet e installa Dialogos. Telefono 389 11 89 705. Antifurto senza fili o videocontrollo da 980 euro netti. Chiama il numero 389 11 89 705. Prima è meglio che dopo. Sicurbet 389 11 89 705. La Regione Lombardia e Pentadent hanno a cuore il tuo sorriso. Per tutti i bambini fino a 14 anni residenti in Lombardia, le cure saranno in totale esenzione, perché a carico della Regione, presentando la ricetta rossa del pediatra. Sono esclusi manufatti e cure estetiche. Dai 14 ai 16 anni si paga solo il ticket. Cure in esenzione anche per persone in difficoltà per reddito, perché disoccupate o affette da patologie. Per sapere se rientri nei parametri, chiama il numero verde 800 700 860 o vai su pentadent.it. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino, perché hanno cura del mio trasloco e del mondo in cui viviamo grazie a Ecotrasloco. Scegli Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità, che rispetta anche l'ambiente. Chiamalo 02 43 52 24. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. A tutti buongiorno dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori. Oggi sereno, poco nuvoloso. La notte è fresco, ma durante il giorno temperature in aumento con massime tra 20 e 23 gradi. Martedì e mercoledì
isolati cumuli ma sempre ben soleggiato, asciutto, con temperature in aumento e massime comprese tra 22 e 25 gradi. Tendenza giovedì parzialmente soleggiato, avremo cumuli e possibilità di qualche rovescio pomeridiano. Anche la giornata di venerdì avrà dei passaggi nuvolosi a tratti estesi e probabili rovesci. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Guardi, Maroni decretò l'emergenza Rom, è tutto su internet. Sì. Il caso a Milano, i campi dovevano essere ridotti da 10 a 3, perché quei soldi erano spesi per mettere in sicurezza, videosorveglianza, sgomberare e sistemare quelle che erano catapecchie, quindi ridurre significativamente la presenza. A Milano con la giunta Moratti i Rom erano arrivati a essere 2000, adesso sono più del doppio. Chiaro che nessuno dice in 15 giorni io risolvo il problema. Poi Maroni fu accusato dall'Europa perché voleva fare il censimento e gli dissero vuoi fare le schedature come Hitler, e quindi l'abbiamo già sentito. Poi arriva Monti, sospese il piano Rom, chi si è visto si è visto. I campi tornarono a raddoppiare come era e quindi non ho capito qual è la soluzione democratica della sinistra. Dargli le case, perché la Boldrini, avete sentito adesso? La mia è la ruspa, la mia è la ruspa, la mia è che... Ancora con sta ruspa. Ma ti posso fare scusa? Mi fai una domanda, posso rispondere? Hanno i diritti, i doveri e i soldi per fare quello che fanno tutti gli altri cittadini italiani che stanno guardando la televisione. La casa la compri, l'affitti, chiedi la casa popolare o fai il mutuo. Non vedo perché al Rob devo dare la casa e al disoccupato, allo sfraciato, al separato, allo sfigato diritto alle case popolari, hanno diritto alle case popolari. Ti organizzi come tutti gli altri esseri umani. E se non mandi il figlio a scuola, ti porto via il bambino. E se usi il bimbo per accattonare o per rubare, ti porto via il bambino come faccio a tutti gli altri esseri umani. Che sono degli esseri umani, dei nostri fratelli e delle nostre sorelle Rom, e abbracciarli alla faccia loro. Vogliamo abbracciare quelli che vogliono pregare qualunque Dio e dire ai nostri fratelli musulmani che sono benvenuti in tutta Italia. Siamo noi. Sì, davvero, siamo noi, rubiamo sulla metro. Così lo dite così, senza vergognare? Sì, perché ci dobbiamo vergognare, scusa? Perché secondo voi rubare è una cosa bella? Sì, per noi sì. Perché? Perché noi tutta la vita lavoriamo queste cose. Di dove siete voi? Da Roma. Siete Rom, siete? Bosnia. Sì, siamo da Bosnia, però viviamo qui a Roma. Quindi vi hanno insegnato proprio fin da piccoli a rubare? Sì. Siamo insegnati da sole. Avete paura che i poliziotti poi vi arrestino? Ci arrestano, ci mandano via di nuovo. E noi ci andiamo giù, andiamo a rubare, ecco. E i poliziotti vi hanno mai fermato? Vi è mai capitato che vi hanno preso? Sì, tante volte. Che fanno? Vi individuano i nomi? Ci prendono, ci portano alla questura, ci fanno le foto, impronti, ste cose, se ci lasciano. E poi vi rilasciano? Sì, perché poi continuate a rubare? Sì. Non vi dispiace però per chi viene? Posso sapere che su quale canale, scusa? Perché metto l'occhiale così sono più sexy. Non vi dispiace se poi la vecchietta rubate qualcosa e lei rimane senza soldi? Non mi frega, dopo muore. Bene, torniamo a questa storia dell'IMU sugli imbullonati perché vale la pena di essere un pochino raccontata. Nel 2012, fa l'esempio Repubblica Affari e Finanza, Finmeccanica vende Avio a General Electric. Arrivano gli ispettori del fisco l'anno scorso, anzi il mese scorso, per verificare il valore catastale dell'impianto, non delle mura, che è già noto il valore e sono già accatastate, ma dei macchinari, soprattutto quelli fissati al suolo per aggiornare la rendita catastale. Non si sa ancora l'esito dell'accertamento, ma si sa che la stessa cosa è accaduta in febbraio a 2 impianti di Versalis del gruppo Eni, a Ravenna, dove si produce la benzina verde di nuova generazione. Risultato: aumento del valore catastale rispettivamente dell'860% e dell'813%, con conseguente aumento naturalmente dell'IMU pagata in maniera esponenziale. Stessa cosa in 2 centrali geotermiche di Enel Green Power a Radicondoli, Siena. Qui gli ispettori hanno calcolato il valore catastale dei pozzi, degli impianti di aerazione e smaltimento fumi, trasformatori e quadro elettrico. Variazione 1013% in più, 1101% in più. E l'elenco può continuare.
dalla bresciana RMB, smaltimento rifiuti, a molte imprese del distretto della ceramica. Sulle spine anche l'industria siderurgica bresciana e bergamasca. 2 imprenditori della Commodora Wills e della Ori Martin si sono visti consegnare cartelle esattoriali IMU da diverse centinaia di migliaia di euro. Per la Ori Martin si arriva a 1 milione, ma non ci si ferma al nord Italia e la marea montante si sta allargando a tutti i settori industriali. In Toscana, nel mirino, aziende chimiche e cartiere, ma tutta la manifattura che produce con impianti di grandi dimensioni è in allarme. Uno dei macchinari più presi di mira dal fisco sono i carri ponte, quelle gru sopraelevate che all'interno dei capannoni possono sollevare e spostare grandi oggetti e si usano dappertutto, dalla meccanica ai cantieri. Il principio è che una gru deve essere ancorata al suolo, ci mancherebbe altro. Così per il fisco fa parte dell'immobile. Al fisco non interessa che se l'azienda decide di cambiare sede la smonta e se la porta dietro. Lo stesso avviene per le grandi macchine che producono piastrelle del distretto ceramico. Bestioni lunghi 150 metri, fissati al suolo coi bulloni. Da qui il nome di imbullonati, che ormai designa tutti questi macchinari, elevati al rango di immobili, come se fossero un condominio o una villetta bifamiliare. Il quadro è ancora impreciso, specie per le piccole imprese, che spesso hanno paura a denunciare il fatto, perché hanno contenziosi in corso con le filiali territoriali dell'Agenzia delle Entrate e con i comuni per IMU e Tasi. Il fenomeno sta montando e si sta espandendo a macchia di leopardo. Ha avuto un'accelerazione a fine 2012 e un nuovo scatto dopo la legge di stabilità dello scorso dicembre, che avrebbe dovuto risolvere il problema e invece lo ha aggravato. O qualcuno al governo ha fatto male i calcoli, o il testo, passato attraverso le stesure frenetiche della fiducia, un unico articolo con 700 commi, ha subito il solito effetto distorsivo della potente lobby degli enti locali, i veri beneficiari di tutta questa partita. Il fisco che imbullona la crescita. E sempre da Repubblica Affari e Finanza citiamo anche rapidamente il pezzo di Alberto Statera nella sua rubrica Oltre il giardino, la dubbia eredità dell'Expo 2015 che ci perseguiterà per molti anni. Ci siamo, 10 giorni e l'Expo, l'evento universale che ha turbato i nostri sonni negli ultimi anni tra lotte di potere, scandali, sprechi, appalti taroccati, inchieste e arresti, aprirà le porte in quel desolato territorio di 110 ettari a nord-ovest di Milano. Quando il nastro sarà tagliato vedremo qual è l'effettivo completamento dei lavori, quante incompiute si sono dovute nascondere con il camouflage e avremo un primo test sull'attendibilità delle entusiastiche previsioni che hanno annunciato l'arrivo di 20 milioni di visitatori in 6 mesi. Tutti ci auguriamo che tutto vada per il meglio, in modo da salvare l'onore universale di Milano e dell'Italia, ma è bene non farsi illusioni e sapere che, comunque vada, la complessa eredità dell'Expo ci perseguiterà per anni e anni. Salve peggiori sorprese, il prossimo frutto avvelenato sarà la questione dei terreni su cui è sorto il sito fieristico. Terreni agricoli privati che valevano ben poco, nel 2011 sono stati acquistati da Arexpo per 142,6 milioni, di cui una cinquantina incassati dai Cabassi e 66 dalla Fondazione Fiera di Milano, che navigava in cattive acque e aveva bisogno di un po' di manna dal cielo, venuta soprattutto da comune, regione e provincia. Che sarà di quei terreni a forma di pescione spiaggiato quando l'Expo chiuderà i cancelli? Che gli enti locali dovranno rivendere per restituire i soldi alle banche? Lo scenario lo hanno descritto Gianni Barbacetto e Marco Maroni in Excelsior, il gran ballo dell'Expo, edito da Chiare Lettere. Su più della metà dell'area si potrà cementificare con indice di edificabilità 0,52, l'equivalente di 10 grattacieli, anzi 15 grattacieli Pirelli, con un mix di residenze, uffici, spazi produttivi e negozi, con preferenza per opere di uso pubblico come il nuovo stadio del Milan, la cittadella dello sport, il nuovo centro di produzione RAI. Ma non sembra che il business susciti appetiti di imprenditori e grattacielari. Chi è l'imprenditore folle disposto oggi a rischiare la fine di immobiliaristi come Ligresti e Zunino? Perché nonostante il consumo di suolo in Lombardia sia 7 volte la media nazionale,
A Milano, nell'ultimo quinquennio, sono partiti 1210 progetti di sviluppo immobiliare. Risultato? Ci sono 100.000 abitazioni vuote e 1,5 milioni di metri cubi inutilizzati, per cui non si vede come si possa collocare un altro 500.000 di metri cubi in un mercato con compravendite che in un quinquennio sono scese della metà. Ma c'è un ma. Lo scellerato garbuglio tra finanza e mattone. In breve, le banche finanziano senza problemi nuovo cemento di imprenditori amici. Poi il nuovo immobile resta invenduto o sfitto, ma il bilancio del costruttore contabilizza il valore dei nuovi metri cubi, che consente di aprire nuovi finanziamenti, salvo che a un certo punto il meccanismo può incepparsi. Qualcuno va a gambe all'aria, come è capitato al progetto di Santa Giulia dell'immobiliare Risanamento. Tanto per non lasciarci tranquilli sul dopo Expo, Barbacetto e Maroni, attraverso le parole del professor Paolo Pileri, ci informano che nel sito universale il suolo è come una spugna e quando si cementifica l'acqua scivola via e contribuisce alla formazione delle piene e delle esondazioni, come quella del Seveso. Visti i precedenti, conclude Statera, non resta da sperare che quel che resterà dell'Expo non finisca sott'acqua come un relitto. A pagina invece 19 dell'inserto di Repubblica Affari e Finanza, ha segnalato l'articolo di Enrico Miele sulla fusione tra le cooperative rosse della grande distribuzione. 3 dei 9 consorzi che formano il gigante della grande distribuzione Coop si fondono per dare una guida più unitaria al gruppo e ottenere più efficienza per contrastare la discesa delle vendite. E sempre da Repubblica Affari e Finanza, a pagina 25 invece c'è un articolo sulle nuove società che si quotano in borsa negli Stati Uniti, al Nasdaq, al mercato secondario. Le start-up, le nuove società più ricche del mondo, sono già miliardarie e sbarcano al Nasdaq. Sono nomi come Uber, Airbnb, Spotify, Pinterest, fino alla cinese Xiaomi, sono i protagonisti delle più clamorose storie di successo degli ultimi anni, in possesso di valutazioni sorprendenti e di tecnologie innovative, e bussano alle porte del mercato per cogliere il momento magico della quotazione in borsa. Mentre i rifiuti continuano a essere un'occasione, questo lo sostiene Walter Facciotto, direttore generale del CONAI, il Consorzio per il riciclo degli imballaggi, che spiega come saranno smaltiti gli imballaggi e anche l'organico che si produrranno nei 6 mesi di Milano Expo 2015. Lasciamo però Repubblica Affari e Finanza con un'ultima rapida segnalazione a proposito, anzi 2. La prima a proposito del taroccamento delle calzature italiane. La scarpa italiana sotto attacco dei falsi resiste con le esportazioni, i consumi interni vanno in direzione dei prezzi più bassi e rischiano di aprire la strada ai prodotti contraffatti. A frenare il mercato è arrivata anche la crisi tra Russia e Ucraina, le sanzioni europee. In compenso crescono gli affari negli Stati Uniti e nel Medio Oriente. E poi c'è il tema del 730 precompilato, sempre su Repubblica Affari e Finanza, è rivolta dei commercialisti, scaricato sul professionista l'onere di certificare la veridicità di informazioni fornite da pubblica amministrazione e contribuente, accollandosi gli oneri di eventuali errori. Da qui la corsa alle assicurazioni e il rincaro per il cliente finale, cioè il cittadino. Abbiamo visto un po' gli argomenti di primo piano, adesso torniamo brevemente al Corriere della Sera con la questione della strage di migranti. Parlano anche i testimoni. Noi, schiavi, prigionieri sotto coperta, era chiaro che non c'era posto per tutti. Le ultime parole dei sopravvissuti, l'arrivo dei soccorritori a Malta, tanti ragazzi coperti di nafta. Il premier dell'isola di Malta: siamo testimoni di un genocidio e l'Europa è complice. A pagina 8 invece le parole del Presidente del Consiglio, Renzi, ieri Consiglio dei Ministri. L'Europa non può lasciarci sola. Chiediamo di non essere lasciati soli, ha detto Renzi. Il problema non è il controllo del mare, ma debellare la piaga dei trafficanti di uomini, i nuovi schiavisti del XXI secolo. Queste persone si salvano solo se non vengono fatte partire. Chiediamo un Consiglio straordinario europeo, perché è impensabile che non ci sia un sentimento di vicinanza e solidarietà che l'Unione Europea ha mostrato in altre vicende, ha detto il Presidente del Consiglio Renzi, il quale ha contattato il premier maltese Muscat, che incontrerà oggi, e il presidente francese Hollande, nonché la cancelliera tedesca Merkel. Renzi ha parlato con la rappresentante della politica estera europea Mogherini, ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con i ministri Alfano, Gentiloni, Pinotti e Del Rio.
e ha chiesto entro giovedì un vertice europeo operativo. Non ci sono altre vie, ha detto Renzi, se non fermare i nuovi schiavisti del Mediterraneo. L'Italia ne ha già arrestati 976. Le polemiche di una parte della politica italiana sono inconcepibili e inqualificabili. Ma un blocco navale, ha detto ancora Renzi, finirebbe per fare un favore agli scafisti, stante la situazione della Libia, considerato che il 91% dei nuovi clandestini provengono da quel paese, potrebbe finire per tradursi in un servizio taxi, con le nostre navi che vanno a prendere i profughi sui barconi. Dice cose che non stanno né in cielo né in terra anche chi da sinistra invoca Mare Nostrum, secondo Renzi. L'incidente è avvenuto, quello dell'altro giorno, è avvenuto l'ultimo, fuori dal tratto che prima era controllato dalla missione Mare Nostrum. Quindi non nasce da un'assenza di soccorsi. Al contrario, c'era una nave accanto al barcone che si è inabissato, ha detto ancora Renzi. Questo significa che con Mare Nostrum non sarebbe cambiato nulla. I soccorsi sono stati tempestivi. Anche il ministro Alfano ha sostenuto che se fosse in piedi Mare Nostrum i morti non diminuirebbero, perché la chiarezza e la verità superino la strumentalizzazione e la demagogia. È bene ricordare, scritto in una nota del Ministero dell'Interno, che durante l'operazione Mare Nostrum, tra vittime recuperate e stime fatte in base al racconto dei superstiti, i morti in mare sono stati 3.500. Questa povera gente, ha detto ancora Renzi, fugge dalla fame e dalla guerra da paesi dove tagliano le teste. Chi scappa da posti come questi non si ferma davanti al lancio di agenzia di un europarlamentare italiano, ha detto Renzi con chiaro riferimento a Salvini. È chiara la presa di distanza dal leader leghista anche da parte di Silvio Berlusconi, quale ha detto di fronte a quest'ultima tragedia basta con le accuse e le contrapposizioni, è il momento dell'unità, non delle divisioni. Occorre costituire un tavolo tra tutti i protagonisti dei governi passati e presenti, dove ciascuno possa mettere a disposizione le proprie esperienze, ha detto Berlusconi. Mentre, sempre dal Corriere della Sera, missione di terra in Libia per controllare le spiagge e i porti, questo sarebbe il piano dell'Italia, secondo il retroscena raccontato da Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera. L'idea è quella di un'operazione di polizia internazionale autorizzata dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite. L'Italia potrebbe affrontare già oggi al tavolo dei ministri degli esteri dell'Unione Europea il piano per combattere gli scafisti. L'idea che sembra prevalere è quella di un intervento nella parte settentrionale della Libia, un intervento militare. Il piano prevederebbe il coinvolgimento di altri stati africani con l'egida dell'Unione Europea e anche dell'ONU. L'Italia parteciperebbe con l'esercito, la Marina Militare e l'Aeronautica, utilizzando uno schema simile a quello del Libano 2006. L'opzione militare verrebbe integrata anche dalla creazione di campi profughi per vagliare le richieste di asilo politico dei rifugiati. Così racconta in retroscena il Corriere della Sera. Corriere della Sera che poi a pagina 13 ha l'articolo di Lorenzo Cremonesi che abbiamo letto prima con i cristiani decapitati nel video dello Stato Islamico, le immagini sull'esecuzione di 28 etiopi cristiani catturati in Libia dai terroristi e il messaggio contro una chiesa ostile in cui compare anche Ratzinger. E sempre dal Corriere della Sera in primo piano i luoghi di partenza, c'è un articolo di Francesco Battistini. I prezzi sono scesi, 1.000 euro per salpare dalla Libia. Chi è arrestato finisce in Libia in centri di raccolta, sono 8 nel paese, il più grande ha 947 rifugiati. Il direttore dice qui si scoppia, aprirò i cancelli. Celle fatiscenti o centri di raccolta senza acqua né cibo sono questi i luoghi in Libia da cui i migranti fuggono per raggiungere l'Europa. I prezzi per la traversata su barconi sono calati. Ora bastano 1.000 euro per attraversare il Mediterraneo, sconti per i bambini. Salah Abu Dabosh, 37 anni, che fino al 2012 lavorava al Ministero dell'Interno di Tripoli, ora dirige il Market Camp di Misurata, il più grande di tutti, un'ex scuola con 947 profughi. Appena possono, dice il direttore del campo di Misurata, ci pensano loro a scappare e li capisco. Se la situazione rimane questa, senza intervento internazionale, qui è una prigione. Un rifugio ci costa 6 euro al giorno solo per mangiare, un rifugiato anzi.
Ma i soldi sono finiti da un pezzo e qualcuno muore. Giovedì sera c'era un'irachena incinta che stava per partorire. L'ho caricata in macchina, l'ho portata da un medico, ho pagato di tasca mia. Qui dentro non c'è igiene, sicurezza e cibo, né per noi né per loro. Così non si può continuare. Tra un mese io apro i cancelli e li lascio andare tutti. Dice il direttore del Market Camp di Misurata, il più grande punto di raccolta in Libia per chi è arrestato, e finisce appunto in questi centri di raccolta, da cui poi parte per l'Italia. Sempre dal Corriere della Sera, cambiando argomento, andando alla pagina di Politica Italiana, c'è il sondaggio, lo scenario del sondaggista Nando Pagnoncelli, centrato oggi su Forza Italia. Valori smarriti, nessun erede di Berlusconi, per il 70% Forza Italia è un partito senza progetto. Il 58% degli elettori pensa che non ci sarà un ricambio adeguato. Pessimisti anche gli elettori della stessa Forza Italia. E sempre dal Corriere della Sera c'è un'altra notizia invece che riguarda il pensionamento delle lavoratrici donne con 57 anni di età e 35 di contributi. Queste erano le caratteristiche per poter andare in pensione secondo la cosiddetta opzione donna. L'INPS ha limitato questa possibilità a chi ha maturato i requisiti a fine dell'anno scorso. Ma è stato fatto ricorso contro questa decisione. Sarà il TAR del Lazio a pronunciarsi su opzione donna in risposta a un ricorso di class action, un'azione collettiva, dove si chiede che questa forma di pensionamento anticipato sia consentita a tutte le lavoratrici che maturino i requisiti, 57 anni d'età, 35 di contributi, entro il 31 dicembre 2015, mentre l'INPS ha congelato questa possibilità alla fine del 2014. All'azione collettiva hanno aderito 500 donne, altre potranno farlo fino al 31 maggio su Facebook al Comitato Opzione Donna. La possibilità di un pensionamento anticipato, ma con l'assegno interamente calcolato col metodo contributivo, che di regola fa perdere il 20-25% rispetto al retributivo, fu introdotta dalla riforma Maroni nel 2004, sperimentalmente fino al 31 dicembre 2015. Opzione donna consente alle lavoratrici dipendenti di andare in pensione con 57 anni di età e 35 di contributi, 58 le autonome, ma con l'importo calcolato appunto col metodo contributivo. Nel corso degli anni sono aumentate le donne che hanno utilizzato l'opzione, alcune per scelta, molte perché rimaste senza lavoro. Negli ultimi anni sono state più di 8.000 all'anno le pensioni di questo tipo. Nel 2012 però l'INPS emana 2 circolari che interpretano la legge Maroni nel senso di includere nei termini di scadenza anche le finestre mobili allora in vigore, di 12 mesi per i dipendenti, 18 per gli autonomi, accorciando di un anno in sostanza il termine della sperimentazione e limitandolo al 31 dicembre 2014, in tal modo spiazzando migliaia di donne, molte delle quali senza lavoro, dice il comitato. Un'interpretazione illegittima, secondo il ricorso presentato al TAR, che ricorda anche le risoluzioni parlamentari che impegnavano il governo a correggere l'interpretazione dell'INPS. Vedremo come andrà a finire, mentre sempre dal Corriere della Sera per la pagina degli esteri si è votato in Finlandia. La Finlandia si affida al milionario Sipilä, Juha Sipilä. Vincono i centristi, secondi i populisti anti-Unione Europea. Uno schiaffo all'austerità. Nuovo governo e tenuta dei populisti anti-Unione Europea, scrive il Corriere della Sera. I finlandesi si affidano al milionario Juha Sipilä col compito di rilanciare la crescita e aprendo la strada del governo alla destra euroscettica e anti-immigrazione dei finnici di Timo Soini. Nel voto di ieri per il rinnovo del Parlamento, il partito di centro guidato da Sipilä è arrivato primo col 21,1%, 49 seggi su 200. A seguire la formazione dei finnici anti-immigrazione ed euroscettici, che nel 2011 aveva rifiutato di entrare nel governo perché in disaccordo sul secondo salvataggio greco. Stavolta ha fatto dell'uscita della Grecia dall'euro la propria bandiera. Terza con 37 deputati la coalizione nazionale di centrodestra del premier uscente Stubb. Quarti i socialdemocratici. Il nostro paese merita di meglio, aveva detto Sipilä, promettendo 200.000 posti di lavoro in 10 anni. Ora tocca a lui rimettere in sesto le finanze pubbliche e l'occupazione. E sempre dal Corriere della Sera
Un'altra questione, uno scenario a cura di Francesco Daveri sull'uscita della Grecia dall'euro o al contrario invece una moneta parallela per la Grecia, un'ipotesi fantapolitica ma non troppo. C'è un recente caso di introduzione di moneta parallela. Nel 1990 il presidente peruviano Fujimori, dopo un biennio di iperinflazione, introdusse la circolazione parallela del sol, la moneta locale, e del dollaro. La doppia circolazione è ancora in vigore. Il Perù di oggi si è lasciato Fujimori alle spalle, ha ripreso a crescere e debellato l'inflazione. Ipotesi fantapolitica ma non troppo, una moneta parallela per la Grecia, scrive Francesco Daveri sul Corriere della Sera. A scuola di business. Oggi musica. Si può avere la manutenzione inclusa nel prezzo senza che il costo diventi una nota dolente? Certo! I furgoni Volkswagen Transporter e Caddy non hanno solo il pacchetto Tech & Sound in omaggio, ma sono tuoi anche con finanziamento in 48 rate, Tanco a 325, TAG 684 e manutenzione ordinaria 4 anni o 80.000 chilometri inclusa fino al 30 giugno. Questa sì che è musica! Volkswagen Veicoli Commerciali, la prima regola per lavorare bene. Leggi qui, Golf Tech & Sound da 16.900 euro. Sì, la versione base. Poi se vuoi anche il navigatore touch ti costa 16.900 euro. E se vuoi anche il Bluetooth 16.900 euro. I sensori di parcheggio 16.900 euro. Allora io voglio anche il cruise control, il rilevatore di stanchezza. Scopri Golf 5 porte con Tech & Sound Tech da 16.900 euro. E solo ad aprile il navigatore touch è in omaggio. Info su Volkswagen.it. Problemi di stitichezza? Intestino pigro? Da 40 anni ESI vi aiuta con le 10 erbe, formula originale per favorire le fisiologiche funzioni intestinali. Scopri le offerte nei punti vendita aderenti. Le 10 erbe, 1-2 tavolette alla sera per riacquistare la giusta regolarità intestinale. Le 10 erbe, in farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Per un campione omaggio visita il sito esi.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Sempre dal Corriere della Sera, ultima notazione in pagina di cronaca, c'è un nuovo filone di indagine sulla vicenda del Monte dei Paschi di Siena. Indagato per aggiotaggio il presidente della Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti, 80 anni, presidente della Fondazione Cariplo dal 97. Il fascicolo è avviato dalla Procura di Siena e poi trasferito ai PM di Milano, Civardi, Clerici e Baggio. L'ipotesi è che Guzzetti avrebbe rivelato a un giornale il prezzo di 14 centesimi al quale a dicembre 2013 la Fondazione Montepaschi avrebbe accettato di vendere azioni Montepaschi Siena a una cordata di fondazioni e investitori privati messi in piedi da Guzzetti nell'ambito di un'operazione di sistema auspicata dall'allora ministro Saccomanni, operazione che non venne portata a termine e che la Fondazione smentiva. Da qui l'ipotesi di aggiotaggio. Guzzetti ha detto: mi ero attivato per aiutare la fondazione e non per danneggiarla. Ma lasciamo il Corriere della Sera e, dando un'occhiata peraltro alla cronaca milanese, quella di Repubblica per esempio, no all'Expo con i profughi per strada a Milano, posti esauriti nei centri comunali milanesi con 1.300 arrivi censiti. Il Comune di Milano dà l'ultimatum al governo. Oggi vertice sulla sicurezza con Alfano in prefettura. Porta Venezia e Centrale le aree sotto osservazione. Ma Repubblica racconta anche di eritrei in fuga, sfamati e rivestiti nella ex scuola, prima di svanire. L'ex scuola di via Aldini diventata centro di accoglienza per i profughi. 380 posti sono pieni, nella palestra allestite brandine d'emergenza. Gli eritrei sfamati e rivestiti sono poi svaniti. Ma c'è ancora l'emergenza terremoto nel Mantovano. Sembra incredibile, ma è così. Renzi ha promesso 205 milioni, i sindaci lo hanno incalzato, abbiamo centinaia di sfollati. La visita del Premier attesa da 3 anni nell'area lombarda dimenticata. Un avvenimento, l'arrivo di un presidente del Consiglio nel cratere del terremoto dimenticato del Sud Lombardia. Renzi ha spezzato un silenzio che durava dal maggio del 2012 e ha portato anche in dote la promessa di 205 milioni di euro da destinare alle popolazioni colpite dal terremoto nel Mantovano. Ieri mattina Renzi è rimasto per un'ora tra la popolazione e i sindaci del Basso Mantovano, a prevalenza PD,
che lo hanno ospitato a Moglia, il centro più colpito dalle scosse di terremoto che hanno devastato l'Emilia-Romagna e colpito anche un lembo della Lombardia. Una quindicina di sindaci e sindache dei comuni danneggiati, che da mesi lamentano la disparità di trattamento riservata dallo Stato rispetto ai centri dell'Emilia-Romagna, sono arrivati all'appuntamento. Renzi è arrivato alle 9. Ha parlato la prima cittadina di Moglia, Simona Maretti, che gli ha ricordato i numeri dell'emergenza. 470 famiglie ancora senza casa, 5 chiese e vari edifici pubblici da ricostruire, aziende agricole in sofferenza e 500 milioni che mancano nel conto della ricostruzione. Renzi ha osservato che non è federalismo quello che rende i cittadini di serie A e di serie B, ma è quello che è successo e cercheremo di rimediare. La contromisura, uno stanziamento di 205 milioni di euro promesso nel decreto per gli enti locali entro maggio. Poi però, ha detto Renzi, toccherà a voi scandire i temi e i criteri di distribuzione delle risorse per dare ai terremotati una data certa per il ritorno nelle loro case. Per la popolazione lombarda, che si è dimostrata coraggiosa e capace, ha detto Renzi, è indispensabile credere che ci sarà un dopo terremoto. Renzi è corso a Mantova nei panni di segretario del PD per sostenere il candidato sindaco Mattia Palazzi. Poi ha deciso di tornare a Roma per la tragedia nel canale di Sicilia, scrive Il Giorno. Il Giornale invece torna sul tema dell'Expo che fa sparire i profughi in stazione centrale, la decisione opportunista del comune, mentre arrivano 10 giorni di manifestazioni e di proteste contro l'Expo. Il 2 maggio invece è iniziativa della Regione, dell'assessora alla cultura della Regione Lombardia, Cristina Cappellini, leghista. La Regione va in piazza per difendere i cristiani uccisi il 2 maggio, una serata sabato 2 maggio in piazza Città di Lombardia per sensibilizzare su questo dramma. L'ha annunciata l'assessore alle culture, la leghista Cristina Cappellini. Alle 20 testimonianze e riflessioni, alle 21 nell'Auditorium Testori il film Cristiada, che racconta la persecuzione e la rivolta dei cristiani in Messico tra il 26 e il 29. Torniamo a questo punto però al primo piano anche della Stampa di Torino, oltre ai 2 articoli che abbiamo citato, quello di Quirico, quello di Marta Dassù, anzi Marta Dassù non l'abbiamo citata, Marta Dassù è stata anche sottosegretaria, se non sbaglio, nel governo Monti, era già curatrice della Fondazione Italiani Europei di D'Alema e poi vicina a Tremonti. Una politica comune in 3 mosse su cosa vuole l'Europa è il titolo del pezzo di prima pagina della Stampa. Quali sono le 3 mosse? Il presupposto, anzi, scrive Dassù, è che questa non è un'emergenza, è un fenomeno strutturale. La pressione migratoria continuerà con numeri senza precedenti. Non può funzionare né una risposta umanitaria, Europa aperta, né una risposta securitaria, Europa chiusa. Sono indispensabili entrambe le leve, un atteggiamento molto più duro verso le bande criminali che gestiscono il traffico di esseri umani e la possibilità di esaminare e smistare le domande di asilo in aree sicure sulla sponda sud del Mediterraneo. Una gestione razionale dei flussi controllati, protetti, regolari. Secondo punto, nessuna risposta alla tragedia dei flussi per mare funzionerà senza che in paesi chiave, anzitutto la Libia, venga ricostruita una qualche forma di stabilità. Terzo punto, scrive ancora l'ex sottosegretaria, la questione migrazione sta diventando per la tenuta dell'Europa un banco di prova più difficile della Grecia. Per le norme del cosiddetto regolamento di Dublino, un paese come l'Italia, di primo ingresso, ha oneri sproporzionati di accoglienza. È vero, secondo obiezioni di Germania, Gran Bretagna e Svezia, che la maggioranza dei rifugiati arrivano poi nei loro paesi, ma è un sistema opaco, non funziona. Ugualmente funziona male Triton, l'operazione che ha sostituito Mare Nostrum, con un mandato di sorveglianza non umanitario, con pochi fondi e pochi mezzi. Triton non è in grado di affrontare le emergenze mentre non si è spento quel fattore spinta agli sbarchi attribuito dai critici a Mare Nostrum. Condizione di fondo, conclude Marta Dassù sulla Stampa, è che l'Unione Europea si dia una vera e propria politica comune in materia di immigrazione, fondata su canali regolari e sicuri e su una visione comune del rapporto da stabilire fra risorse umane straniere e mercato del lavoro continentale.
Così in prima pagina sulla Stampa Marta Dassù. A pagina 9 invece della Stampa abbiamo un altro articolo dedicato a Letta che lascia il Parlamento, ma questo l'abbiamo già detto e anche fin troppo. C'è poco altro da aggiungere dalla Stampa di oggi e andiamo a dare un'occhiata allora al primo piano di Repubblica. Primo piano di Repubblica dedicato ovviamente a quanto accaduto in mare e alle opzioni di Palazzo Chigi. Si parla di distruzione dei barconi in porto, ma serve un mandato internazionale. Dopodiché Repubblica si occupa anche del miliardo di persone, oltre 1 miliardo di persone, che sono in estrema povertà. L'appello stavolta viene dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, alla Banca Mondiale. Sono dati inaccettabili, dovete agire nelle aree più a rischio. L'enorme ammontare di liquidità che si è creata in questi anni si è incanalata solo marginalmente verso i paesi più poveri, ha detto il governatore di Banca d'Italia da Washington. L'ennesimo barcone si ribalta nel canale di Sicilia e il governatore di Banca Italia lancia l'allarme. Oltre 1 miliardo di persone vive ancora in estrema povertà. È inaccettabile. La Banca Mondiale deve agire nelle aree più a rischio, ha detto Visco, intervenendo al Development Committee, l'organismo che si occupa del sud del mondo. Il suo discorso suona d'attualità. Povertà e immigrazione sono 2 facce della stessa medaglia, perciò nella sua visione la battaglia per alleviare il dramma della fame e della sete deve restare prioritaria nell'agenda internazionale. Il governo italiano ha chiesto un vertice speciale dell'Europa su questo tema e il ministro Padoan ha invocato una risposta coordinata dei partner per fronteggiare l'emergenza sbarchi, ma nel lungo termine occorre sradicare le ragioni per le quali queste persone a volte affrontano un viaggio di morte. Vanno stabilizzati i paesi da dove i flussi provengono, partendo dalla Libia, ha detto il ministro dell'economia. Sempre da Repubblica, cambiando argomento, a pagina 16 l'articolo di Fabio Scuto, corrispondente dallo Stato Islamico, o meglio, corrispondente da Gerusalemme sullo Stato Islamico, è il nuovo video shock, ma anche l'intervista al professor Bernard Heikel, professore alla Princeton University e, scrive Repubblica, uno dei massimi esperti dello Stato Islamico. Vogliono una guerra globale contro gli infedeli. Nonostante la barbarie dell'ultimo video, l'obiettivo dello Stato Islamico non sono solo i cristiani, ma tutti i gruppi religiosi che non si sottomettono. Le immagini delle croci e delle chiese distrutte, dice il professor Heikel, vanno incastrate nella più ampia propaganda di terrore contro l'Occidente. Hanno una propaganda superiore a quella di Al-Qaeda, la quale non si sottometterà mai al califfato, ma attenzione a sminuirne la forza militare, perché nonostante le ultime sconfitte, quelli dello Stato Islamico controllano una fetta enorme di territorio in Medio Oriente, grazie agli errori dei precedenti governanti, corruzione, disoccupazione, discriminazione dei sunniti, come in Libano, che ora è il paese più a rischio di Stato Islamico. La battaglia finale contro gli infedeli è un obiettivo del califfo al-Baghdadi, ma non ora. Adesso lo Stato Islamico pensa a governare. Ci sono diversi gruppi islamisti anche in Libia, dice ancora il professor Heikel, intervistato da Repubblica, che di recente hanno giurato fedeltà allo Stato Islamico. Tutto ruota intorno alla figura di Turki al-Binali, un ideologo salafita di 30 anni, originario del Bahrein. È lui il baricentro dello Stato Islamico in Libia. Al momento lo Stato Islamico può essere confinato, ma è impossibile che venga sconfitto. Grazie al caos nell'area ha piantato radici troppo profonde in Medio Oriente, dice Bernard Heikel a Repubblica, professore alla Princeton University. Sempre da Repubblica, poi, andando alle pagine centrali, Repubblica 2, vi segnalo rapidamente l'articolo di Elena Dusi sulla chirurgia del genoma, cioè sugli interventi sul DNA. È la sfida degli ingegneri del DNA. Una nuova tecnica rende molto più facile ed economico modificare i nostri geni, curare malattie, aggiustare i difetti. Ma diversi studiosi e scienziati premi Nobel temono una deriva verso l'eugenetica. In passato si poteva intervenire in punti casuali del DNA. Oggi, con il genoma di un uomo composto da 2 miliardi di lettere, si può tagliarlo nello spazio di gruppi di 20 lettere. I cambiamenti del DNA di cellule uovo, spermatozoi o embrioni vengono trasmessi anche agli eredi.
In Europa intervenire sul DNA delle linee germinali per scopi non medici è vietato. Non così negli Stati Uniti, dove basta ottenere un permesso delle autorità federali. La chiamano chirurgia del genoma. È come avere in mano forbici e colla. Con la stessa semplicità, una nuova tecnica di biotecnologia permette di rimuovere o aggiungere qualche gene dal DNA di qualunque organismo. L'acronimo del metodo, che sta rivoluzionando il lavoro dei laboratori di biologia, CRISPR o Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, l'acronimo è tanto impegnativo quanto la procedura è semplice. Anche uno studente universitario può usarla. È una tecnica democratica, economica e facile. Quel che prima richiedeva 2 settimane è pronto in un paio di giorni. È possibile anche modificare più di un gene alla volta, dice Emmanuelle Charpentier, coinventrice del metodo nel 2012, ricercatrice dell'Helmholtz Center for Infection Research. Secondo Time, una delle 100 persone più influenti nel mondo nel 2015. Grazie a questa tecnica siamo capaci di tagliare il DNA all'interno di una regione piccolissima, spiega Charpentier, circa 20 nucleotidi su 2 miliardi che compongono il genoma medio di un mammifero. Il metodo costa poco ed è efficiente, basta sparare per colpire l'obiettivo. Un microscopio per osservare le cellule, un incubatore dei terreni di coltura per farle crescere, alcuni enzimi, attrezzature da poche decine di migliaia di euro è quel che serve per cambiare il DNA oggi. Lasciamo Repubblica adesso e torniamo brevemente al Quotidiano Nazionale che dedica il suo primo piano, come tutti i giornali di oggi, naturalmente a quanto è accaduto nel canale di Sicilia, ma c'è anche un articolo dedicato alle elezioni in Canton Ticino, in Svizzera, un'affermazione scontata, quella della Lega dei Ticinesi, primo partito. I frontalieri ora tremano dopo la campagna elettorale contro gli italiani, oltre l'80% dei voti che ha consacrato la Lega Ticinese come primo partito del cantone elvetico. È arrivato oltre l'80% dei voti per corrispondenza. Per la prima volta l'elezione per il rinnovamento del Consiglio di Stato nel Canton Ticino ha consentito agli aventi diritto di non recarsi alle urne per esercitare il diritto di voto, un esperimento che ha conseguito il risultato di far affluire nelle urne 15.000 schede in più rispetto a 4 anni fa. Ieri sono arrivati i risultati definitivi. La Lega Ticinese ha confermato i suoi 2 seggi con il 27% dei voti, tenendo testa al Partito Liberale Radicale, che si è fermato al 26% delle preferenze. A seguire Partito Democratico Cristiano, Partito Socialista e Verdi. La posizione mantenuta dalla Lega Ticinese non è un buon augurio, scrive Il Giorno in questo caso, per possibili aperture verso i 60.000 frontalieri che ogni giorno vanno a lavorare in Svizzera e che in questi anni sono stati sempre più al centro di campagne vessatorie del partito elvetico. Impossibile pensare a politiche di apertura, ma al contrario potrebbero esserci tentativi di inasprire la battaglia contro chi arriva dall'Italia. Lasciamo con ciò Il Giorno, torniamo brevemente al Fatto Quotidiano, poi c'è da segnalare ancora qualcosa dal giornale di oggi. Adesso speriamo di recuperarlo perché ho creato un gran casino qua sotto. Il giornale di Alessandro Sallusti lo troveremo prima o poi, spero, anzi non lo trovo più. Comunque dal Fatto Quotidiano del lunedì c'è da segnalare anche un articolo a pagina 8 di Antonio Armano in approssimazione del 25 aprile su Piazzale Loreto, che fu necessario, solo così poteva finire una guerra. Quella sera ero lì, racconta un testimone, facevo servizio d'ordine, i corpi del Duce e degli altri i corpi del Duce e degli altri furono appesi dai vigili del fuoco per evitare accanimento. Nelle scuole mi chiedono se Mussolini perdesse sangue dalla bocca e io replico: non è questo che conta. Libero Traversa non ne può più di sentirsi chiedere di Piazzale Loreto. Quel 29 aprile l'esposizione dei corpi. Basta, dice urlando. Poi si calma. Era un ragazzino, faceva servizio di guardia al Tribunale di Milano. L'hanno chiamato a fare servizio d'ordine a Piazzale Loreto. Ricorda quei giorni?
mentre ci troviamo nella sua casa in via Caronti, costruita dal papà Benedetto, che gli ha dato il nome Libero perché sono nato nel 1930 quando lui era in prigione, dice appunto Libero Traversa da Milano. Benedetto era ebanista, il papà, emigrato dalla Puglia per rifinire le carrozze ferroviarie del re. Si è messo in proprio aprendo una bottega diventata centro di antifascismo. Anarco-sindacalista, finisce dentro la prima volta insieme a Mussolini quando non era il duce, ma un coetaneo con la testa calda. Dopo, quando il duce veniva in visita a Milano e rastrellavano gli antifascisti per evitare guai, ci finiva sempre in prigione appunto il papà di Libero Traversa. Entra la moglie in sala, attratta dallo sfogo del marito. Intanto lei racconta che si trovava a Piazzale Loreto. Non si conoscevano ancora, ma le loro vite si sono incrociate lì, un paio di piani sopra le folle di giovani studenti di design che stanno invadendo Milano, un'altra Milano. E così Libero Traversa racconta appunto di Piazzale Loreto. La pagina dopo, pagina 9, c'è l'intervista invece a Giorgio Albertazzi, l'attore teatrale. Ero coi fascisti, non chiedetemi di quell'orrore, nessuna necessità. Lì uscì la natura animale dell'uomo. Mi arruolai nella Repubblica Sociale Italiana, non l'ho mai negato e non mi piace il pentitismo, ma lo feci per senso anarchico. Non è vero invece che abbia ordinato o partecipato a fucilazioni e omicidi, racconta Albertazzi. A seguire ancora c'è, sempre sul Fatto Quotidiano del lunedì, l'intervista alla figlia di Himmler, uno dei più alti gerarchi nazisti. Il mondo diviso in tre era il piano di Hitler. Se il Führer avesse vinto, dice la figlia dell'allora ministro dell'interno nazista, all'Italia toccava l'Africa. Un racconto senza sensi di colpa, quello di Gudrun Burwitz, nata Himmler, 85 anni, oggi costretta su sedia a rotelle. E se avessero vinto loro? Se il mondo fosse ancora dominato da nazifascisti? Ecco quali erano i piani del Terzo Reich, risponde Gudrun Burwitz, che nonostante l'età è ancora molto lucida, combattiva, senza sfumatura di pentimento rispetto alle atrocità che ha visto e vissuto. Il padre è stato uno dei protagonisti della soluzione finale, anzi, nel dopoguerra è lei un punto di riferimento per gli ex delle SS. Incontro la figlia di Heinrich Himmler, scrive Marco Dolcetta sul Fatto Quotidiano, nella sua anonima casa alla periferia di Monaco. L'occasione è legata alla mia lavorazione di un film che sto producendo con l'Istituto Luce e sarà presentato al Festival di Berlino l'anno prossimo su un tema poco conosciuto ma di forte identità storica, le SS internazionali. L'Eurasia, dice la figlia di Himmler, sarebbe stata suddivisa in 3 zone con i nostri alleati, l'Italia e il Giappone. Ci saremmo riuniti ai nostri fratelli nordici e tutti i territori fertili dell'Europa centrale e orientale, fino agli Urali, sarebbero stati organizzati in fattorie date in gestione a famiglie ariane. Nelle unità produttive i lavoratori slavi avrebbero potuto continuare ad assolvere i compiti che meglio sanno fare, mentre invece le unità industriali sarebbero rimaste circoscritte in apposite zone poste sotto il controllo militare per aumentarne l'efficienza. L'intervista poi prosegue. Il mondo diviso in 3, il piano di Hitler. Alle pagine 12 e 13 del Fatto Quotidiano del lunedì invece c'è una lunga chiacchierata di Emiliano Liuzzi con Arrigo Cipriani, il patron dell'Harris Bar di Venezia. I racconti dai tavoli fatti da Arrigo Cipriani, figura quasi mitologica della ristorazione italiana. Per lui lavorano in tutto il mondo 700 cuochi e migliaia di camerieri. Ma quali Cracco e Vissani, la cucina è una cosa seria, dice Cipriani. Ha avuto i suoi guai, accusato di evasione fiscale, ma da un locale ha costruito un impero. Il lusso deve essere trattato con cura, dice, e poi racconta di quella volta che inseguì Orson Welles per fargli pagare il conto, di Woody Allen e dello strano accento italiano di De Niro. Oggi Arrigo Cipriani, figlio di Giuseppe, ha 83 anni. Fra i clienti col tavolo fisso anche Ernest Hemingway all'Harris Bar di Venezia. Infine chiudiamo dal Fatto Quotidiano con l'articolo di Daniele Martini sulla strada statale numero 1, la Aurelia, la regina dei buchi e dei morti. Il progetto faraonico è quello dell'autostrada Rosignano-Civitavecchia, un sogno di imprese e amici dell'asfalto. Il megaprogetto non ha mai visto la luce, tranne una manciata di chilometri. I volumi di traffico non garantivano l'investimento da 3 miliardi e 700 mila euro pubblici.
Nel consiglio di amministrazione della SAT che doveva realizzare il progetto, il dalemiano Antonio Bargone, nominato anche commissario governativo alla realizzazione dell'opera. Controllato e controllore, Bargone è indagato nell'inchiesta Grandi Opere. Ma il pezzo di Daniele Martini comincia appunto, anzi prende lo spunto dalla strada statale Aurelia, il confine tra il paradiso e l'inferno stradale è al casello di Civitavecchia Nord e la A12, autostrada che da Roma scorre fin quasi a toccare la Toscana. Da lì in poi, a un automobilista costretto ad avventurarsi fino a Rosignano sui 220 km della Aurelia, la vecchia statale numero 1, può capitare tutto il peggio. Lavori in corso, deviazioni, improvvisi restringimenti di carreggiate, incroci a raso, trattori piantati in mezzo, passaggi da 4 a 2 corsie, segnaletica improbabile, continue modifiche del limite di velocità, camion che all'altezza dei punti di ristoro si esibiscono in inversioni a U e tutto quello che può succedere di peggio. E poi le buche insidiosissime, rattoppate alla meno peggio, con manutenzione frettolosa e un numero spropositato di incidenti. È il tratto sud dell'Aurelia, quello toscano. Lasciamo però anche il Fatto Quotidiano per tornare alle 2 paginate de Il Giornale dedicate, controcorrente del lunedì, a Oscar Farinetti in vista dell'Expo, naturalmente, e non solo. Cooperative rosse e Farinetti si fanno il loro Expo, scrive Stefano Filippi da Bologna. E si fanno anche tanti soldi. Il patron di Italy e amico intimo di Renzi gestirà la nuova Disneyland agroalimentare di Bologna. Lui ci mette il marchio, i compagni il resto e tutti ci potranno lucrare. 80.000 i metri quadrati del mercato ortofrutticolo di Bologna ospiteranno FICO, che non è un'esclamazione, ma significa Fabbrica Italiana Contadina, una sorta di fiera permanente del cibo nostrano da novembre 2015, cioè da quando finisce l'Expo parte il FICO. 100 milioni in euro, i soldi pubblici spesi per costruire il mercato ortofrutticolo alle porte di Bologna. Ora Oscar Farinetti cercherà altri investitori. 44 milioni gli incassi stimati, il 95% sul totale, che Farinetti otterrà dallo spazio per la ristorazione che gestirà invece durante l'Expo 2015 di Milano, dal 1 maggio al 31 ottobre. 6.500 i nuovi posti di lavoro che si creeranno secondo i promotori di FICO, la rassegna permanente, la Fabbrica Italiana Contadina, la fiera del cibo che da novembre 2015 c'è a Bologna. Il problema è quanti se ne perderanno nella filiera bolognese del commercio tradizionale. Con un'intervista al presidente dell'associazione CAAB, cioè i commercianti che dovranno essere sfrattati dal FICO di Farinetti, noi grossisti siamo stati cacciati, diamo lavoro ma ci ignorano. Non contiamo nulla, entrare in FICO non ci fidiamo. Bologna la dotta, la grassa, la rossa, la generosa, scrive Stefano Filippi, con gli amici degli amici. Con Oscar Farinetti, il patron di Italy e intimo di Matteo Renzi, Bologna è stata generosissima. Gli ha regalato gli 80.000 metri quadri del mercato ortofrutticolo alle porte di Bologna, all'incrocio di autostrada tangenziale, quartier generale delle cooperative rosse. Lì, in un quadrante nel quale sono stati spesi 100 milioni di euro pubblici, Farinetti realizzerà la Disneyland dell'agroalimentare Made in Italy, una fiera del cibo nostrano che non chiude mai, una vetrina del territorio in cui perpetuare le meraviglie dell'Expo di Milano. Forse è questo il vero Expo, quello stabile, permanente e soprattutto targato Coop, che già controllano il 40% di Italy Distribuzione SRL. Farinetti l'ha battezzato con l'ennesimo gioco di parole, FICO, Fabbrica Italiana Contadina. A Bologna ci vanno a nozze, fico fichissimo. Nessuno qui ne parla male perché in tanti sperano di lucrare qualcosa, scrive Stefano Filippi su Il Giornale, il reportage a pagina 16 e a pagina 17. Buona mattina a tutti da Giulio Cainarca. Specchio delle mie brame